Buongiorno e buon sabato, ben ritrovati, prima edizione di Antenna 3, anche oggi vi terremo compagnia fino alle 14:30, abbiamo naturalmente tanti aggiornamenti, soprattutto di cronaca in primo piano da raccontarvi e poi affronteremo con i nostri ospiti alcuni temi d'attualità e poi naturalmente ci sarà spazio per il confronto politico in vista delle amministrative, in particolar modo oggi le amministrative di Treviso. Come detto però in primo piano c'è la cronaca perché c'è stata un'esplosione nella notte provocata da una fuga di gas che ha letteralmente sventrato una palazzina a Feltre. Un 47enne è rimasto ferito in modo grave, 22 le persone evacuate. La cronaca di questa notte di paura nel nostro servizio di apertura. La palazzina sventrata a terra tra pezzi di muro, calcinacci e mobili, quello che resta della facciata di una palazzina. Davanti ai vigili del fuoco lo scenario drammatico di via Leandro Fusaro a Farra di Feltre, dopo il boato che nella notte non ha soltanto svegliato un'intera frazione, ma ha rischiato di provocare una strage. Il bilancio per ora è di un ferito gravissimo, 22 persone evacuate e 12 appartamenti danneggiati irrimediabilmente. Tra mezzanotte e l'una il complesso residenziale improvvisamente esplode. Secondo i primi accertamenti sarebbe stata una fuga di gas in uno degli appartamenti a saturare l'area, creando i presupposti per lo scoppio violentissimo. I vigili del fuoco, arrivati subito dal locale di staccamento con personale permanente e volontario e successivamente da Belluno con l'autoscala, hanno evacuato alcune persone ancora all'interno degli alloggi e sotto shock. Il 47enne che si trovava nell'appartamento al primo piano dove si è generata l'esplosione è stato stabilizzato e portato in ospedale dal personale sanitario del SUEM. Ha subito numerose gravissime ustioni e è stato successivamente trasportato con l'elisoccorso al centro grandi ustionati di Verona. I condomini evacuati sono stati trasportati con un bus dei vigili del fuoco presso una struttura alberghiera messa a disposizione dal comune, mentre altri sono ospitati da parenti. Pesantissimi danni all'ala della struttura residenziale, con crollo dei muri di tamponamento sia interno che esterno, che hanno riguardato anche la copertura del tetto. Nella notte le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto al recupero dei beni di prima necessità. Sul posto anche i tecnici della rete gas ed elettrica che hanno interdetto la fornitura. Le indagini su quanto accaduto sono appena iniziate, ma il primo pensiero va al 47enne ferito e a chi, per un tempo ora indefinito, dovrà vivere lontano dalla propria casa dopo l'esplosione che nessuno a Farra riuscirà a dimenticare facilmente. Immagini davvero impressionanti e sul posto si sono recati anche il sindaco di Feltre, Viviana Fusaro, insieme all'assessore ai lavori pubblici Andrea Bona. Li abbiamo raggiunti telefonicamente pochi minuti fa, sentiamo le loro parole. Guardi, è veramente una cosa gravissima. È grave per la persona, grave per la struttura, grave per la persona, ma fortunatamente insomma poteva essere molto molto più grave di questa situazione. È vero, diciamo, almeno i nostri cittadini, la maggior parte sono stati fortunati, guardi, perché poteva essere una devastazione peggiore di quella che è. C'erano 22 persone all'interno, quelli che non hanno trovato sistemazione, che erano da via, li abbiamo portati all'Hotel Casagrande, li abbiamo sistemati ancora stanotte e c'è una persona che purtroppo è stata ricoverata in ospedale. Poteva essere una cosa molto, molto pesante perché l'esplosione è stata fortissima. Danno una struttura importante, praticamente è espulsa l'intera parete dell'appartamento, per fortuna ha retto il telaio in calcestruzzo, ha retto, però sono quasi 12 appartamenti che sono inagibili, insomma. Adesso divento tutti i serramenti, l'ascensore, le cose, è stato un danno importante insomma alla struttura. Perché adesso ci hanno ordinato a noi di transennare l'intera area e viene tutta delimitata e viene transennata. E poi bisogna fare le verifiche sull'agibilità e poi soprattutto attendere l'esito dell'indagine che ci sarà della magistratura quando libereranno lo stabile.
E un incendio scoppiato questa mattina intorno alle 7:30 ha provocato gravi danni ad una casa colonica in via Colvendrame a Refrontolo, siamo in provincia di Treviso. Le fiamme si sarebbero propagate da una termocoperta e poi avrebbero interessato anche gran parte dell'abitazione. Un vigile del fuoco, in quel momento fuori servizio, che abita in zona, ha visto quanto stava accadendo ed è entrato nell'abitazione per tentare di portare in salvo l'anziano che è residente, un 75enne. Il pompiere però è rimasto a sua volta ferito perché è precipitato al piano inferiore a causa dello sfondamento del solaio. I vigili del fuoco nel frattempo sono arrivati in zona e hanno portato in salvo il 65enne mentre i colleghi spegnevano le fiamme. Il pompiere è caduto, nonostante le ferite è riuscito ad uscire autonomamente dall'abitazione. L'anziano che è rimasto, che ha respirato del fumo e ha riportato anche una lieve ustione alla gamba, è stato trasportato in ospedale, con lui anche il vigile del fuoco per accertamenti. Sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'abitazione di cui sarà interdetto l'uso. Restiamo nella Marca trevigiana perché sono 29 anni di reclusione per la violenta sparatoria di Borgo Capriolo. La Corte di Assise di Treviso ha condannato Branko Đurđević per la morte dello zio Domenico. Era il febbraio del 2021. In aula ci sono stati attimi di tensione tra le famiglie. Usa la circostanza aggravante di cui l'articolo 577 numero 3 codice penale e applicate le circostanze attenuanti generiche di cui l'articolo 62 bis codice penale ritenute equivalenti alle residue aggravanti, lo condanna alla pena di anni 29 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Non è l'ergastolo con isolamento diurno chiesto dalla pubblica accusa, ma la condanna a 29 anni di reclusione pronunciata a ridosso del mezzogiorno dalla Corte d'Assise trevigiana è comunque pesante. Lo sguardo di Branko Đurđević, 39 anni, dice tutto prima di ritornare in carcere a Venezia. I fatti sono quelli sanguinosi e drammatici dell'8 febbraio 2021, quando in Borgo Capriolo, zona Santabona, l'uomo ferì a colpi di pistola Domenico Gioco Đurđević, 53 anni, morto dopo alcune settimane di agonia al Cafoncello. Per tutti era lo zio, in realtà vittime e carnefice erano cugini. Sullo sfondo una storia familiare complicata e la gestione di una bambina, figlia della compagna di Branko e nipote di Gioco. In aula, così come all'esterno, le due famiglie di origine rom, quasi due fazioni scortate da polizia e carabinieri. Non sono mancate frasi forti e momenti di tensione, come quando Sharon, la compagna di Branko, si è rivolta ai familiari della vittima, tra questi anche Riccardo, figlio di Gioco e padre della bimba contesa, uscito dal carcere di Santabona nelle scorse ore. Siete contenti adesso che vi rovinato la vita? Ma ci hanno rovinato, ci hanno perquisito tutta la vita. Vediamo un attimo. Neanche uno deve uscire dal carcere, si impicca! Riconosciuto il tentato omicidio nei confronti di Vera Ola e di Giampiero Petricciolo, rispettivamente figlia e genero della vittima, che il giorno della sparatoria lo accompagnarono ad affrontare il parente. Branko invece è stato prosciolto dal tentato omicidio dell'altra figlia di Gioco, Samantha, saltata l'aggravante della premeditazione. Non è aver escluso l'ergastolo che ci possa lasciare soddisfatti. Quindi siete pronti al secondo grado di giudizio sostanzialmente? Certamente. Partiremo anche da tutte le tesi difensive che non sono state condivise. La difesa nel corso del processo aveva sostenuto l'eccesso di legittima difesa da parte di Branko, chiedendo anche di considerare l'attenuante della cosiddetta provocazione per accumulo. Le tensioni a Borgo Capriolo erano all'ordine del giorno. Per la parte civile invece giustizia è fatta. Credo che l'entità della pena dica moltissimo su quella che è stata la gravità del comportamento, l'entità del dolo che è stato adoperato in questa vicenda, e al di là del fatto che vi sia stata o non vi sia stata la prova compiuta della premeditazione, è evidente che un'entità di pena di questo genere testimonia l'assoluta considerazione della Corte d'Assise per l'estrema, enorme gravità di quanto è avvenuto.
Dunque Branko Đurđević, l'avete sentito, è stato prosciolto dall'accusa di tentato omicidio nei confronti di Samantha, la figlia di Djoko, che si sfoga ai nostri microfoni. Sono stati 2 anni di inferno, racconta. Requisito per essere riconsegnato al comune l'appartamento di edilizia popolare dove Branko risiedeva. 2 anni di inferno per me, perché per mio papà, per me era il mio mondo. E quel giorno quando ha sparato, io non mi dimenticherò mai le parole di quell'assassino. Ha detto: ha ammazzato tuo padre, adesso ammazza anche te. Come ha fatto a togliere questa accusa del non omicidio? E ha sparato, il proiettile è andato a finire sul muro. E se non c'era mio marito quel giorno che mi tirava, mi sparava direttamente in testa, come ha fatto a mio padre. Perciò l'accusa che gli hanno tolto del tentato omicidio non la vedo corretta. Non la vedo giusta, perché i miei figli, ho 3 bambini, i miei figli oggi potevano essere orfani, sia di padre che di madre. Samantha, figlia di Domenico Djoko Đurđević, non ci sta. Anche lei, dice, ha rischiato la vita in Borgo Capriolo quell'8 febbraio del 2021. Samantha però non è stata considerata una vittima. Per il suo tentato omicidio, Branko Đurđević è stato prosciolto. Samantha è vera, perché erano insieme con la vittima, l'accompagnavano, erano disarmate e risposte in pubblica via a questa sparatoria, e quindi io avevo addirittura nel mio intervento avanzato un'ipotesi quasi di una tentata strage, perché in quell'ora e in quel posto poteva passare chiunque. Certo, poi c'è una perizia balistica agli atti che ha dimostrato quello che ha dimostrato, ma penso che in appello possa dimostrarsi anche il tentato omicidio. L'altro aspetto della sentenza riguarda l'abitazione di edilizia popolare in cui Branko risiedeva con la compagna Sharon, parente quest'ultima di Simone Garbin, figura centrale nell'inchiesta proprio sulle case popolari a Treviso. Si tratta del giostraio quarantenne che, secondo gli inquirenti, prometteva alloggi sicuri alle famiglie rom, millantando contatti con le strutture pubbliche. Le 2 vicende giudiziarie sono ovviamente separate, ma resta il fatto che l'appartamento, come sentenziato dalla Corte d'Assise, tornerà nelle disponibilità del comune di Treviso. E adesso la cronaca ci porta a Mestre, in quartiere Pertini, dove in un'abitazione è stato trovato il corpo senza vita di una persona. Riparte l'appello forte dei residenti per agire, intervenire sul disagio sociale. Buongiorno Ilaria Marchiori e buongiorno ai suoi ospiti. Sì, buongiorno anche a te Francesca e ai nostri telespettatori. Proprio come hai anticipato, ieri è stato trovato questo cadavere di un 35enne, ancora da accertare se si tratta di una morte naturale oppure di overdose. In questo caso si agirà in maniera differente, ma sarà l'autopsia a stabilirlo. Di questo se ne parlerà in un secondo momento. Quello che invece è emerso è proprio la questione del disagio sociale, perché questo ragazzo era stato ospitato da una persona che ha l'appartamento qui in via Camporese, al lato appunto all'interno del quartiere Pertini, e che sembra più volte essersi messo a disposizione per ospitare persone, anche una notte, 2, poi probabilmente per dar loro una mano oppure avere qualcosa in cambio. Giusto Roccelli, qui insieme a me c'è il portavoce del comitato di quartiere Pertini. Sì, è giusto quello che dicevi. Qui abbiamo molto probabilmente il problema del disagio della povera gente, quelli degli ultimi, quelli che nessuno vedono, no, per strada e che bazzicano un po' così a cercare rifugi di notte, una volta di qua, una volta di là. Ecco, questo è il disagio di questa povera gente che noi cerchiamo anche di contattare per dare una strada diversa, che però non si lasciano, come dire, avvicinare più di tanto. Purtroppo un giovane di 35 anni ha fatto una brutta fine. Adesso vediamo in che termini è successo questa morte, ma è chiaro che si basa lì su quel mondo purtroppo di povera gente, di disperati, ecco.
Ecco, grazie Rocelli, anche lei che è una volontaria e che ha visto più e più volte situazioni di questo tipo. Sì, purtroppo queste persone non si lasciano neanche aiutare perché non sono andate dai servizi sociali, non sono andati a fare le varie richieste che molto probabilmente gli aspetterebbero, ma non sono andate sicuramente. Quindi vivono sempre ai margini di carità, vanno alle volte a Venezia a chiedere la carità e questo è il risultato, insomma. Ecco, secondo lei, che è un altro volontario sempre in prima linea nel dare una mano, nell'organizzare anche le varie attività qui in quartiere Pertini, che cosa bisognerebbe fare o a chi eventualmente vi sentite di lanciare un appello? Beh, l'appello sarebbe uno solo che questa gente avesse una casa, come si può dire, una sua casa, cioè, e gente che le stassero dietro perché vivono in condizioni veramente schifose, cioè, pietose diremo, cioè non mangiano, non hanno acqua, non hanno luce, cioè, vivono come animali, diremo. Tutto là. Ecco, una frase forte, esatto, avete sentito, vivono come animali. I cittadini residenti qui del Comitato Pertini sono sempre attivi nell'organizzare tanti eventi, tante attività anche di solidarietà, ma evidentemente questo non basta, serve anche a questo punto un'azione forte da parte della politica che intervenga anche per dare una mano a queste persone. Qui da Quartiere Pertini è tutto, ringrazio i residenti che sono stati qui insieme a noi per questo collegamento, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Ilaria, grazie per le testimonianze anche forti dei residenti del quartiere Pertini, dai quali emergono l'esasperazione per la situazione in cui vivono, nonostante l'impegno, come ha ricordato la collega, per così in qualche modo riportare alla vita questo quartiere. Continuiamo con la cronaca, con una brutta storia di violenza sui minori, protagonista un istruttore di equitazione della Bassa Padovana accusato dalle sue allieve. A giugno andrà a processo. Ad accusarlo sono 4 giovanissime allieve che all'epoca delle molestie avevano tra i 10 e i 16 anni. Il proprietario di un maneggio della Bassa Padovana è accusato di aver violentato e molestato 4 ragazze nell'arco di 11 anni tra il 2002 e il 2013, approfittando del suo ruolo di istruttore di equitazione. Le vittime sarebbero state molestate durante le lezioni, palpeggiate nelle parti intime con la scusa di farle salire a cavallo, alcune di loro costrette a rapporti sessuali completi e approcci spinti. La vicenda è venuta a galla un anno fa, quando una delle vittime, che oggi ha 27 anni, ha deciso di denunciare le molestie subite, raccontando nel dettaglio cosa aveva patito negli anni e fornendo i nomi di altre potenziali vittime dell'istruttore, che oggi ha 71 anni. Le altre ragazze, ascoltate dai carabinieri della procura di Rovigo, hanno confermato gli abusi. La paura che l'istruttore esercitava su di loro era tanta che per anni hanno taciuto tutto anche alle loro famiglie. Ora l'uomo andrà a processo, inizierà a giugno. E un'altra vicenda di abusi riguarda un professore padovano di 64 anni, oggi in pensione, che ha patteggiato davanti al giudice per le indagini preliminari la pena di 1 anno per violenza sessuale ai danni di 6 studentesse. Le molestie sarebbero state compiute tra il 2017 e il 2022, anche se al liceo dove lavorava erano già stati segnalati comportamenti sospetti come attenzioni morbose e apprezzamenti pesanti nei confronti di alcune ragazze. Per questo il docente era stato sospeso per qualche giorno. Nel 2017 però è arrivata la denuncia di una studentessa confermata anche da altre allieve. Ora il docente ha patteggiato. Se parteciperà a percorsi di recupero attraverso enti o associazioni potrà ottenere la sospensione della pena. Adesso ci spostiamo perché dovrebbe essere pronta in collegamento la nostra Luisa Bertini, che sta seguendo a Vicenza la manifestazione per la sanità pubblica. Buongiorno Luisa, eccola, la vedo. Buongiorno a te, buongiorno al tuo ospite. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo nel bel mezzo della manifestazione a favore della sanità pubblica che raccoglie qui diciamo tutta la regione del coordinamento Covesap. Sì. Io sono insieme a Maurizio Manno, che è il coordinatore di questa associazione. Più che coordinatore, uno dei fondatori di questo coordinamento di comitati che è sorto spontaneamente 4 anni fa, nel 2019,
in difesa appunto della sanità pubblica nella nostra regione che come sappiamo era una eccellenza nella sanità pubblica e purtroppo da alcuni anni sta subendo delle criticità che sono sotto gli occhi di tutti. Ecco, parliamo di queste criticità, cosa avete rilevato e cosa rilevate dal territorio? Sì, le criticità sono legate soprattutto alla scomparsa o il decurtamento di servizi fondamentali rispetto a quelli che c'erano precedentemente, legato all'esigenza di tagliare. Però questo comporta dei disagi enormi, soprattutto nelle sedi periferiche, il bellunese, dove si è visto chiudere gli ospedali o altri reparti, persino a Padova per esempio, sono stati cancellati. È stata ridotta significativamente la medicina territoriale, ci sono delle carenze di medici di medicina generale a cui si tenta di sopperire con le cooperative, però è un sistema estremamente costoso che non dà garanzie anche dal punto di vista qualitativo e che non risolve il problema. Noi pensiamo che si debba mettere mano a questa cosa urgentemente perché per esempio confrontando questa manifestazione con quella dell'anno scorso c'è circa il doppio di partecipanti, la gente è davvero provata e rispetto a 4 anni fa quando Covesap è stato fondato l'evidenza è sotto gli occhi di tutti, quindi pensiamo che si debba dare un cambio radicale alla gestione della sanità che ha subito dei tagli intollerabili da ogni punto di vista. Ecco, io ringrazio Maurizio Manno e ricordo che questa è la seconda manifestazione a livello regionale perché lo scorso anno si era svolta a Padova. Adesso appunto non siamo riusciti a vedere la fine del corteo, ma saranno a spanne 4-5 mila persone. Io ringrazio di più. Io ringrazio il signor Maurizio Manno e restituisco linea a voi lo studio. Grazie davvero Luisa e grazie anche al tuo ospite. Adesso ci spostiamo a Padova per parlare della doccia gelata arrivata per la seconda linea del tram di Padova dopo l'annuncio di ANAC della rilevazione di alcune irregolarità in una ditta che fa parte del consorzio che si è aggiudicato i lavori. I lavori sono appena partiti con l'inaugurazione giusto un paio di settimane fa del cantiere del capolinea di Volta Barozzo che sulla linea del tram SIR 3 che collegherà il quartiere di Padova con la stazione piomba come un macigno la decisione dell'ANAC che boccia la gara d'appalto per i lavori della seconda linea. Secondo l'autorità nazionale anticorruzione la gara d'appalto integrato per la realizzazione della nuova linea tranviaria di Padova non è conforme alla legge in quanto una delle società che fa parte del raggruppamento che si è aggiudicato i cantieri non avrebbe i requisiti previsti per l'iscrizione al casellario dell'ANAC. La notizia non fermerà i lavori, assicurano da Palazzo Moroni, ma l'associazione Norotaia, da sempre contraria alla realizzazione del tram, chiede spiegazioni. Quello che possiamo dire è che probabilmente si sta aprendo un fronte di legalità a questo punto, perché questo è stato presentato ancora 1 anno e mezzo fa dall'allora deputato Rafael Raduzzi, e con cui abbiamo collaborato diversi anni su materiale che avevamo entrambi a disposizione. Però ricordiamo che dietro all'esposto che è stato fatto all'ANAC ce ne sono altri di esposti, quindi potrebbe partire tutta una serie di cose. Quello che noi ci domandiamo soprattutto cosa accadrà adesso, più che dire va tutto bene, continueremo e via dicendo, perché la cosa è molto preoccupante. In una nota ufficiale il Comune e APS parlano di verifiche sempre attente. APS, che è stazione appaltante, procederà alla disamina delle considerazioni espresse dall'autorità e fornirà le valutazioni di competenza, ribadendo sin d'ora fermamente la piena legittimità dei propri atti. La gara d'appalto era stata assegnata nel marzo del 2022. E il Comune di Padova e APS Holding sono tranquilli e convinti di aver operato con trasparenza nelle procedure di gare e preparano la controdeduzione da inviare ad ANAC. Per tutte le novità però ci colleghiamo in diretta con Valentina Visentini che si trova a Palazzo Moroni, sede del Comune, dove si è appena svolta una conferenza stampa proprio per chiarire tutti questi aspetti. Buongiorno a te Valentina e buongiorno ai tuoi ospiti.
Buongiorno da Palazzo Moroni. Dopo che ieri l'ANAC ha dichiarato illegittima la gara d'appalto per i lavori della linea SIR 3, la linea del tram che collegherà Volta Barozzo alla stazione di Padova, il Comune ha detto che i lavori, i cantieri non si fermeranno. Quali sono le ultime novità? Ce lo dicono oggi l'assessore alla mobilità Andrea Ragona. Ma noi andiamo avanti con i lavori in serenità, in quanto la comunicazione che ci è arrivata da ANAC in realtà non parla nemmeno della gara ma dell'aggiudicazione, e non si tratta di una sentenza, si tratta di una comunicazione che ci vengono fatti alcuni rilievi, ma non blocca nulla. Quindi noi, nella piena collaborazione con l'autorità, con l'ANAC, che è un'autorità molto importante nel nostro paese, per cui noi abbiamo già collaborato con loro e continueremo a collaborare, forniremo i nostri rilievi, ma convinti di essere stati nel giusto nella gestione del denaro pubblico. Noi abbiamo del denaro pubblico, dobbiamo spenderlo nel miglior modo possibile, e fino adesso siamo convinti di averlo fatto nel miglior modo possibile, e questo è quello che noi comunicheremo ad ANAC. Giuseppe Farina, amministratore delegato di APS Holding, che è la stazione appaltante che quindi ha seguito la gara. Voi avete sempre detto siamo nel giusto, anzi avevamo anche fatto noi in passato delle segnalazioni. Sì, l'interlocuzione con ANAC è ancora aperta, come giustamente ricordava l'assessore. Nei prossimi giorni, nei prossimi 30 giorni, avremo modo di prendere ulteriore posizione rispetto ai rilievi che ci sono stati riformulati da ultimo in questo provvedimento. L'interlocuzione comunque è aperta da tempo, abbiamo già avuto modo di spiegare la regolarità della procedura ancora a far data da luglio dell'anno scorso, e siamo fermamente convinti della legittimità degli atti assunti, oltre che del fatto che l'opera può proseguire regolarmente, perché nessun rilievo di legittimità è da noi ravvisato. Quindi noi andiamo avanti sia sul piano dell'esecuzione dell'opera sia anche sul piano dell'interlocuzione, come diceva anche giustamente l'assessore, sempre nel pieno rispetto delle prerogative istituzionali, nel pieno rispetto anche del dovere di collaborazione istituzionale, di leale cooperazione tra enti. Allora ringraziamo l'assessore Ragona e l'amministratore delegato Farina. Da Palazzo Moroni è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina Visentina, grazie all'assessore Ragona, e per correttezza di informazione sottolineiamo che Giuseppe Farina, che era ospite di Valentina, è presidente di APS Holding e non amministratore delegato. Una notizia prima di fermarci per la pubblicità: anche la procura di Belluno, dopo quella di Padova, ha deciso di approfondire il caso delle trascrizioni anagrafiche dei figli delle coppie Arcobaleno. 6 magistrati padovani si sono limitati per ora a chiedere all'amministrazione comunale la trasmissione degli atti per valutare le azioni da intraprendere o meno. A Belluno vi è già stato in passato un primo annullamento da parte dei giudici del Tribunale Civile, e ora pende un secondo ricorso firmato dal procuratore capo Paolo Luca. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, apriamo una pagina in vista dell'estate con i parchi permanenti, parchi di divertimento, che sono sicuramente un'attrazione importante anche sul fronte turistico. Si preparano appunto ad affrontare la stagione estiva su diversi fronti, investimenti e naturalmente anche la ricerca di personale umano da impiegare all'interno delle strutture, e sappiamo come il tema proprio della carenza di personale interessi soprattutto gli addetti al turismo. Ne abbiamo parlato l'estate scorsa ed è un tema che sembra ritornare puntuale anche quest'anno. Ci sono però delle novità importanti proprio che potrebbero essere introdotte dal decreto lavoro. Ne parliamo, lo saluto, lo vedo già, eccolo lì nella finestra a fianco a me. Buongiorno al presidente dei Parchi Permanenti Italiani, Luciano Pareschi. Ben ritrovato, presidente. Buongiorno a tutti. Allora, Presidente, le leggo quello che è il contenuto del decreto lavoro che prevede al suo interno la riforma del reddito di cittadinanza, con una serie di sgravi previsti per le assunzioni. Per favorire l'impiego dei percettori di questo nuovo sussidio
potranno essere impiegati anche in attività stagionali, usufruendo della decontribuzione. Non solo, nella bozza del provvedimento che dovrebbe arrivare nel Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni è previsto anche un maxi contributo del 60% del costo del lavoro per le imprese che assumeranno tra giugno e dicembre, quindi insomma un periodo abbastanza largo che comprende naturalmente tutto il periodo estivo, dei NEET, giovani che non studiano e non sono impegnati in nessun percorso di formazione. Un commento a caldo su questa bozza di provvedimento che dovrebbe andare a favore proprio, la leggiamo, degli operatori del turismo, visto che si parla proprio di assunzioni nel periodo di assunzioni di lavoratori stagionali. Penso che questa notizia si commenti da sola, è positiva senz'altro, anche perché una piccola premessa: cos'è successo? Mentre non c'era assolutamente difficoltà a trovare lavoratori stagionali prima del Covid, perché tutto è lì, il Covid è diventato un momento, il mondo non è più quello di prima, c'è prima del Covid e dopo il Covid. Chiaramente moltissime persone hanno trovato altri lavori e di conseguenza sono mancati alla riapertura delle attività stagionali. C'è comunque da dire una cosa, penso che sia molto importante. Io ho visto una ricerca poco tempo fa che diceva che fino a qualche anno fa l'unica motivazione per le persone era il discorso economico. Oggi come oggi è diverso, il 50% delle persone pensa a un discorso economico, l'altro 50% vuole trovare delle motivazioni anche. Quindi questo è un discorso di cui dobbiamo tener conto, quindi bisogna agire per conto mio su due leve, su due fattori. Quello economico, quindi ben venga la decontribuzione e che questi soldini vadano a favore dei lavoratori stagionali, e trovare altre forme per poterli aiutare. Io capisco che un ragazzo che parte da Palermo, da Napoli, e viene a fare la stagione e deve pagarsi insieme con qualcun altro chiaramente un appartamento che costa diverse migliaia di euro, io sentivo parlare anche di 10-12 mila euro, come fa a venire a lavorare? I soldi le bastano per pagare l'appartamento e per mangiare. Cioè, sarebbe giusto che un ragazzo possa guadagnare del denaro, e di conseguenza bene il discorso che sta facendo per esempio il Comune di Jesolo, l'Associazione Albergatori, il discorso delle foresterie, quindi dare la possibilità di avere a prezzi agevolati in accordo con la propria azienda. Io ho un sacco di lavoratori a cui io pago l'alloggio perché sono lavoratori particolari, che sono artisti, che sono bartender, e quindi bisogna cercare di venire incontro. E un altro discorso importante lo sta facendo sempre l'Associazione Albergatori, mi sembra anche Federturismo del Veneto, su un discorso di poter aumentare quello che è lo stipendio. Hanno fatto un accordo con i sindacati, sta venendo avanti questo accordo. Ecco, sono tutte quelle cose che aiutano. Un'altra cosa che potrebbe aiutare è anche quello sulla motivazione. Non deve pensare un ragazzo di venire a fare un lavoro stagionale e portare solamente dei caffè e degli spritz dal bancone fino al tavolo e tutto lì si risolve. Cioè, c'è un discorso di rapportarsi con persone che vengono da altri paesi e vanno formate queste persone. Noi all'interno della nostra azienda, al di là di tutti i corsi che bisogna fare per il discorso antincendio, questo, quell'altro, che non me li ricordo neanche più, talmente sono tanti, abbiamo inserito un corso che dura mezza giornata, dove c'è un formatore che viene dalla Disney che spiega ai ragazzi quale deve essere il rapporto con gli ospiti, non con i clienti, con gli ospiti, cosa loro vorrebbero trovare venendo in una struttura come la nostra, quindi mettersi dall'altra parte, tra virgolette, del banco, in modo che si rendano conto che il sorriso, il saluto diventa importante.
Questo è importantissimo, perché un'azienda sta in piedi con i propri collaboratori, come li chiamiamo noi, non dipendenti, collaboratori, coloro che collaborano perché l'azienda funzioni. Ed è questo, ci vuole un rapporto anche diverso da parte del datore di lavoro rispetto a quelli che sono i collaboratori di oggi. Io ho dei ragazzi che a volte si parla di ragazzi che non hanno voglia di fare niente, io ne assumo 220 nella mia azienda e quest'anno li abbiamo riconfermati quasi tutti. Certo, eravamo in carenza di personale, lo siamo ancora, ne stiamo cercando alcune figure ancora sulla ristorazione, però io ho visto dei ragazzi che hanno voglia di lavorare e che lavorano, ragazzi che si fanno anche gli straordinari, ben volentieri, per arrotondare il loro stipendio. E difatti a volte sento anche delle dichiarazioni che non riesco a capire da dove arrivano. Sento questi stipendi da 700 euro. Da quale pianeta arrivano? I miei ragazzi, ho chiesto proprio ieri al consulente di lavoro, perché mi occupo fino a un certo punto, e mi diceva che viaggiano dai 1.300 euro a chi fa straordinari 1.600, 1.650, 1.700 euro, che per un ragazzo incomincia a essere un buon stipendio. Un'altra cosa è importantissimo per conto mio cercare anche di trovare delle sezioni. Noi come all'Associazione Parchi Permanenti Italiani abbiamo creato una sezione dedicata per raccogliere i curriculum dei ragazzi e poi vengono distribuiti a secondo le regioni, dove uno ha la possibilità di poter lavorare, dove è più facile poter lavorare. E mi sembra che anche a Jesolo si stia facendo qualcosa di questo tipo col sito jesolo.it. Cioè, ci sono tante cose da fare. La cosa più importante che per conto mio va capita da parte dell'imprenditore, da parte del comune, da parte della regione, di tutti quanti a livello statale, che la nostra unica grande ricchezza in questo paese meraviglioso che è l'Italia, dove è inutile dire, è inutile ripetere sempre le medesime cose, 70% dei beni archeologici, una natura che non ha uguali al mondo. Io il mondo l'ho girato, ma ragazzi, nessuno può permettersi di confrontarsi con l'Italia. Bisogna fare in modo che questa azienda, che è l'unica grande risorsa che abbiamo, funzioni, e questa azienda, Italia, funziona se ci sono imprenditori che fanno gli imprenditori e non i prenditori, e funziona se abbiamo dei validi collaboratori che sono motivati. Quindi qualsiasi formula, qualsiasi cosa per cercare di incentivare sempre di più i nostri ragazzi, poi ci saranno anche senz'altro quelli che vivono e le piace vivere con i soldini del papà, della mamma o dei nonni, che non è che arrivano all'infinito, fino lì arrivano, poi sono grossi problemi. Quindi è bene che i ragazzi incomincino a lavorare presto, si fanno delle esperienze incredibili, hanno un'acquisizione e una crescita incredibile dal momento che si confrontano con il mondo del lavoro. Presidente, di quante figure mancano all'appello per quanto riguarda la sua realtà, ma se possiamo fare anche una stima generale per quest'estate, per i parchi permanenti? Allora, noi come parchi permanenti andiamo ad assumere più di 20.000 persone e c'è un po' di difficoltà ancora. Vediamo adesso, perché quello che ha detto lei all'inizio, queste decontribuzioni possono far cambiare veramente quello che è la prospettiva della richiesta di lavoro. E noi come azienda stiamo raccogliendo gli ultimi, continuiamo a fare colloqui, continuano ad arrivare curriculum su e penso che riusciremo quest'anno ad arrivare al numero soddisfacente di lavoratori. Presidente, voi lanciate un appello al governo per una maggiore attenzione, di questo ne abbiamo parlato ogni volta che ci siamo visti, perché quello dei parchi permanenti è un mondo in qualche modo che è stato poco preso in considerazione anche per le conseguenze legate alle chiusure per la pandemia, e voi chiedete appunto al governo un'attenzione sia per i giovani imprenditori che intraprendono questa strada e sia per le realtà più grandi.
Allora, lei ha toccato il punto. Il settore parchi permanenti è stato sempre dimenticato, purtroppo, non è stato mai preso in considerazione. Io ho avuto il piacere di avere un incontro col ministro Santanchè e con il mio segretario Maurizio Crisanti e abbiamo espresso il nostro desiderio, la nostra volontà di appartenere al Ministero del Turismo, che è la giusta collocazione. Non so noi cosa ci facciamo nel Ministero della Cultura. Lei pensi solamente che è 1 miliardo circa di fatturato e con l'indotto arriviamo a 2 miliardi, perché comunque siamo attrattori turistici, a secondo le dimensioni, a secondo l'importanza, a secondo il territorio. È inutile un parco come Leolandia Bergamo, Mirabilandia sulla costa romagnola, il gruppo Costa con l'Acquario di Genova, ma vedi il Gardaland e tante altre realtà diventano importantissime per un territorio. Di conseguenza noi dovremo essere a pieno titolo dentro il settore turismo. Difatti il ministro, anche lei era perplessa di questo discorso. Cosa significa? Ed ecco la caduta. Io l'ho detto sin dall'inizio, non siamo qui al di là del fatto che arriviamo a 60.000 con l'indotto e collaboratori. Non siamo qui a elemosinare denaro, però il nostro settore ce l'ha nel DNA, non può stare fermo. Noi siamo costretti a continuare a innovare. Il nostro ospite si aspetta sempre di trovare qualcosa di nuovo nei nostri parchi e la nostra volontà è quella di soddisfare l'ospite, perché guardi che la più grande soddisfazione di chi ha un parco, poi ci sono i proprietari, ci sono i fondi di investimento, per l'amor del cielo grossi gruppi sono entrati nel mondo dei parchi, ma la più grande soddisfazione è quella di vedere i propri ospiti, le famiglie che escono dal parco con il sorriso, che hanno passato una meravigliosa giornata all'interno di un parco. E quindi il fatto di creare sempre nuove strutture è quello che ti tiene in vita, è quello che ti entusiasma. Poi è chiaro, fai l'imprenditore, i numeri devono tornare, per l'amor del cielo, ma io le posso assicurare, non solo per me, posso parlare anche per i miei colleghi, che comunque se non hai lo spirito di Peter Pan, quello di sognare, non puoi volare. Cioè, i parchi hanno di dietro delle persone che sognano, che amano il loro lavoro. Questo è quello che fa la differenza. Quindi chiediamo semplicemente come altre categorie, di poter approdare a dei bandi che ci diano una mano un attimo a investire, perché noi vogliamo investire. Continuamente vogliamo investire, quindi se c'è un minimo di fondo perduto, di mutuo agevolato per poter un attimo diluire quelli che sono gli investimenti che continuamente andiamo a fare. Questo vale sia a livello nazionale, ci stiamo interfacciando anche con la regione e con il governatore e con il capo di gabinetto del governatore, per quello che è un discorso che altre categorie hanno tranquillamente. Per esempio nel Veneto c'è Veneto Sviluppo che tende a aiutare aziende e l'altra sera ero lì ICFARM e so che anche ICFARM è stata aiutata da Veneto Sviluppo e il Federalberghi hanno continuamente dei bandi a rotazione che le permette di fare investimenti. Ecco, chiediamo solamente di essere come gli altri, né più e né meno. Ultimissima domanda, Presidente, nel sintetizzare poi quelli che sono anche i vostri investimenti, perché insomma 450 milioni di investimenti in 3 anni, proprio sul fronte della sostenibilità, impianti fotovoltaici, grande attenzione per quanto riguarda la risorsa idrica. Quanto mai in questo periodo in cui si parla di siccità sarà importante anche l'attenzione da questo punto di vista. Dal Ministro, che rassicurazioni avete avuto in merito a queste riflessioni che lei ha appena condiviso con noi? Allora, per quello che riguarda sostenibilità, la ringrazio di aver toccato questo punto.
Io parlo del mio parco, ma molti miei colleghi hanno iniziato questo percorso, quindi stiamo andando in questa direzione. E sul fatto della crisi idrica, perché mi scusi, ce n'è sempre una adesso, perché è incominciato con il Covid e poi purtroppo la guerra in Ucraina, che in qualche maniera ci tocca, al di là che ci tocca, tocca a tutti, è una cosa inaccettabile. E poi cosa è successo? E poi la crisi idrica, e poi l'aumento delle bollette, e poi la carenza di personale, insomma, e il mondo cambia velocemente. Sul discorso della crisi idrica, io l'ho buttata lì, ma io ho già i preventivi in mano. Quello che ci spaventa è sempre la burocrazia, è quello che ci spaventa. Perché noi siamo molto pragmatici, io ho fatto fare uno studio, ho già i conteggi in mano per poter andare a approvvigionarmi dall'acqua del mare, visto che i mari crescono e i fiumi calano e l'acqua potabile è un bene prezioso, vado a prendermi l'acqua del mare, abbiamo dell'acqua meravigliosa, abbiamo la bandierina blu, prendo l'acqua, i miei sistemi di filtraggio non hanno nessun problema e è ancora più veritiero il mio parco con le palme vere, con la sabbia bianca e con l'acqua del mare. E quindi andiamo a prendercela lì. Parchi che invece sono a Milano, chiaramente non arrivano fino al mare per prendersi l'acqua, ma anche lì stiamo lavorando su un discorso di riciclo dell'acqua, non buttarla via, ma cercare di riprendere quest'acqua depurandola nuovamente. Di conseguenza stiamo andando in quella direzione. Abbiamo parlato anche di questo col Ministro, che è stata molto attenta e ci ha preso in seria considerazione. Adesso vediamo cosa dire avanti. E allora magari torneremo ad aggiornarci, Presidente, per capire che sviluppi ci sono in merito alle richieste che avete avanzato, in primis quella di rientrare nel grande mondo del turismo, perché poi alla fine chi arriva in Veneto, arriva in altri luoghi d'Italia per visitare le bellezze architettoniche, le bellezze paesaggistiche, ci infila dentro anche un passaggio nei parchi di divertimento per accontentare magari la parte più piccola della famiglia. Lo sappiamo che esistono anche proprio dei pacchetti viaggio che comprendono i parchi di divertimento, che sono una risorsa fondamentale per il nostro turismo, che rappresenta una voce principale nel PIL veneto e nel PIL italiano. Presidente Pareschi, io la ringrazio davvero tantissimo. Per dovere di cronaca abbiamo visto delle immagini con le persone con mascherine eccetera, erano immagini che facevano riferimento al post pandemia. Adesso le mascherine finalmente le abbiamo abbandonate in un cassetto, anche per quanto riguarda l'accesso ai parchi permanenti, e speriamo di non doverle più tirar fuori da quel cassetto, quindi si entra senza mascherine nei parchi permanenti di tutta Italia. Grazie davvero a Luciano Pareschi, il Presidente dei Parchi Permanenti Italiani. Grazie davvero, Presidente, buon lavoro e torneremo ad aggiornarci se ci saranno novità con questo confronto aperto con il Governo. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie a tutti. Salve. Questa insomma era la considerazione in vista dell'avvio dell'estate, il mondo del turismo che si mette al lavoro, turismo che l'abbiamo detto comprende anche i parchi permanenti che si stanno muovendo su vari fronti, ma chiedono al governo quell'attenzione che è venuta meno soprattutto nel periodo della pandemia. Ci sono alcune notizie di cronaca che vi dobbiamo dare. La Polizia di Vicenza ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 63enne con cittadinanza marocchina residente nel capoluogo berico. L'arresto è avvenuto presso lo scalo aereo di Treviso al rientro in Italia dell'uomo dopo un periodo trascorso nel paese d'origine. Secondo l'accusa è ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti della moglie e delle figlie, costrette a condurre un'esistenza umiliante priva dei normali momenti di condivisione della vita familiare, sottoposte ad abusi psicologici e minacce di morte. La cronaca ci fa tornare, per meglio dire, a Padova con la telefonata allarmata dei parenti ai carabinieri di Piave di Sacco nella notte. Dall'altra parte del telefono corrette e ci minacciano con una katana. Questa è stata la richiesta d'aiuto alle forze dell'ordine per la regia e il servizio Lite Katana. Probabilmente c'è un problema con questo servizio, no, forse arriva, eccolo qua.
Una lite furibonda, carica di rabbia repressa, un alterco in famiglia finito con un 37enne di origini marocchine che brandisce una katana, la tipica spada giapponese, per intimidire i parenti. È successo l'altra notte a Piove di Sacco, dove gli uomini dell'Arma, allertati da una telefonata dei familiari del 37enne, sono intervenuti in un'abitazione del comune dove, al culmine di una lite per futili motivi, l'uomo stava minacciando i parenti con una spada. I militari, capita la situazione, hanno prima calmato l'uomo cercando di farlo ragionare sulle conseguenze delle sue azioni. Dopo alcuni minuti, il 37enne ha posato l'arma. La spada è stata quindi sequestrata dai carabinieri, che hanno poi denunciato il 37enne per minaccia aggravata e detenzione abusiva di armi. 2 tentativi di truffa ai danni di persone anziane sono stati sventati dai carabinieri. Siamo ancora nel Padovano, 3 le persone arrestate. 2 distinti episodi di truffa ai danni degli anziani sono state sventate dai carabinieri in provincia di Padova. 3 le persone arrestate nel doppio intervento. Il primo a Sarmelò di Rubano lo scorso 12 aprile. Una donna ottantenne ha ricevuto la telefonata di un presunto avvocato che chiedeva ben 12.400 euro per risolvere un incidente in cui era coinvolto il figlio della donna. La signora però ha capito che si trattava di una truffa e mentre era al telefono con il malvivente ha chiesto al figlio, che era in casa, di contattare i carabinieri. La signora è stata molto sveglia perché ha capito subito e quindi nel momento in cui sono intervenuti i carabinieri il soggetto aveva appena fatto ingresso all'abitazione ed è stato bloccato. L'uomo, un 28enne di origine napoletana, è stato subito arrestato. Sempre martedì, ma Stanghella, un altro tentativo di truffa. Una 28enne ha cercato di farsi dare da un pensionato 71enne 650 euro, sempre per sbrigare una pratica di un incidente. La truffatrice, coadiuvata da un complice, ha anche nominato un carabiniere della stazione di Boara Pisani. Il pensionato ha quindi concordato lo scambio di denaro con la truffatrice, ma contestualmente ha informato i carabinieri, scoprendo che quel nominativo non esisteva. È stato predisposto un servizio di osservazione e al momento dello scambio di denaro, insieme con i colleghi della stazione di Boara Pisani, personale del nucleo operativo radiomobile in abito civile e poi col supporto di una squadra della compagnia di intervento operativo di Mestre in divisa, hanno materialmente bloccato gli interessati e tratti in arresto nella fragranza del reato di truffa. I militari dell'Arma hanno organizzato più di 120 incontri nel territorio padovano da settembre 2022 per sensibilizzare sulle varie truffe che i malviventi mettono in atto per rubare soldi soprattutto alle categorie più fragili della società. Noi spieghiamo quello che succede, raccontiamo quali sono i fenomeni delittuosi più diffusi in modo che da informare la popolazione, in modo che ognuno possa difendersi, possa imparare a difendersi e possa metterci in condizioni poi magari avvisandoci quando si vivono determinate situazioni di poter difendere in modo più agevole e più immediato chi è esposto a un rischio. Oggi pomeriggio alle 16 a Villa Margherita a Treviso, inaugurazione della mostra fotografica dedicata a Mattia Battistetti, il 23enne morto sul lavoro il 29 aprile del 2021. L'iniziativa arriva nelle settimane in cui in tribunale a Treviso si sta svolgendo il processo per far luce sulle cause che hanno portato alla morte del ragazzo in un cantiere di via Magellano a Montebelluna. Mattia venne travolto da un carico di impalcature staccatosi da una gru. A parlare sono la mamma di Mattia e la sorella Anna. La mostra è sostenuta dall'associazione della nostra Mirella Tuzzato. Il 29 aprile invece a Montebelluna ci sarà una passeggiata sempre in memoria di Mattia. Sentiamo mamma e sorella della giovane vittima. La mostra verrà inaugurata oggi pomeriggio alle 16 a Villa Margherita e invitiamo chiunque sia di passaggio a fermarsi e sarà aperta fino al 4 giugno. Sabato e domenica dalle 15 alle 18 circa.
Una mostra che ci ha toccato particolarmente, come qualsiasi iniziativa che stiamo portando avanti per Mattia, e anche è stata realizzata grazie alla volontà di Mirella Tuzzato, che veramente ha un grande cuore e ci ha dato una grande disponibilità e una grande mano. Una mostra per sensibilizzare su un tema importante, ma anche una mostra che arriva in settimane molto particolari per voi, perché appunto si è aperto il processo, ci saranno delle tappe importanti proprio in questo periodo. Certo, abbiamo già avuto 2 udienze al processo. Martedì 18 avremo un'udienza in tribunale per un'opposizione a un'archiviazione che abbiamo fatto. Il 3 maggio abbiamo verificheremo se il giudice accetta o meno un incidente probatorio, perché c'è stato purtroppo anche chiesto questo. E andiamo avanti. Il 29 aprile saranno 2 anni che Mattia è mancato, quindi stiamo organizzando anche per quella giornata una passeggiata su Montebelluna e quindi ci stiamo muovendo, ecco, come sempre stiamo cercando di dare, per carità, luce a Mattia, ma luce a tutte le vittime sul lavoro che quotidianamente si aggiungono, perché è una lista ormai interminabile. Il 29 saranno 2 anni appunto dal tragico incidente e ci troveremo proprio nel luogo dove è successo, in via Magellano a Montebelluna, a ricordare Mattia e a dare inizio a una passeggiata alle ore 17, proprio il 29 di aprile. Una passeggiata che percorrerà qualche piccola via del centro per arrivare poi in biblioteca, dove ci sarà un momento di ricordo per Mattia. Ecco, quindi insomma non si dimentica e non si può dimenticare. Assolutamente no, continuiamo a tenere alta la memoria di Mattia e speriamo sempre nella giustizia e un aiuto da lassù. Dopo la richiesta da parte della Procura di Padova degli atti di nascita di 33 figli e figli di coppie di donne registrate in città dal 2017, le famiglie Arcobaleno annunciano una manifestazione di piazza. L'appuntamento è per sabato 22 aprile alle ore 15 sull'Iston davanti al comune di Padova, nel cuore della città, davanti al luogo che dal 2017 ha sempre deciso di registrare all'anagrafe i figli delle coppie omogenitoriali formati da 2 mamme. Le famiglie Arcobaleno del Veneto lanciano la mobilitazione dopo la richiesta da parte della Procura di Padova degli atti di nascita di 33 bambini figli di 2 mamme. Una richiesta che non ha senso, ha spiegato la referente veneta delle famiglie Arcobaleno. Il Comune di Padova ha sempre trasmesso tutte le pratiche alla Procura e quindi non c'è nessuna ragione per richiederne il duplicato. Questa iniziativa, che arriva a poche settimane dal richiamo del prefetto di Padova al sindaco Sergio Giordani di attenersi alle regole in tema di registrazione di figli di coppie omogenitoriali, preoccupa le mamme che in questi anni hanno cresciuto i loro piccoli. Un bambino che attualmente ha quasi 6 anni, che da 6 anni è registrato con 2 genitori, 2 mamme, rischia di diventare orfano di un genitore. Serve una legge per tutelare i diritti dei minori con genitori dello stesso sesso, spiega l'associazione, che ringrazia il sindaco Giordani per il sostegno e il suo impegno. Alla manifestazione del 22 aprile ha aderito anche Arcigay Padova, che chiede alla cittadinanza di partecipare. Viste le basse temperature, il Comune di Treviso ha ulteriormente prorogato fino al 22 aprile la facoltà di accensione degli impianti termici. Intanto l'altra notte la neve di aprile ha ricoperto le zone montane della Marca, ma non solo, dal Grappa al Cansiglio, 20 centimetri di neve, ed è dovuto scattare il piano di pulizia della provincia, un piano certamente fuori stagione. La nevicata fuori stagione che ha imbiancato il Grappa, il Cansiglio e Pian delle Femmine ha costretto la provincia a far scattare il piano neve. 5 mezzi hanno lavorato per tutta la notte per liberare la rete viaria oltre i 400 metri di altitudine, dove si è formato una coltre di circa 20 centimetri di neve. Il piano era pronto a essere attivato in base alle previsioni meteo che annunciavano possibili precipitazioni nelle zone di montagna. Le ditte incaricate di occuparsene erano state per questo allertate e si erano preparate ad affrontare lo sgombero della neve e la
la messa in sicurezza delle strade del comprensorio interessato dalle fitte precipitazioni, che hanno offerto uno scenario insolito a metà aprile. Le operazioni di pulizia delle principali arterie stradali sono iniziate ieri sera e sono proseguite per tutta la notte. Oltre allo sgombero e allo spargimento di sale per prevenire la formazione di ghiaccio, i mezzi in azione hanno restituito strade in sicurezza fin dall'alba di oggi, consentendo la normale circolazione. La guardia nei prossimi giorni non verrà però abbassata. Il meteo continuerà a essere monitorato, così da essere pronti a intervenire in caso di necessità. E adesso apriamo una pagina dedicata alla salute con una nuova frontiera per quanto riguarda il trattamento della fibrillazione atriale. Saluto, ringrazio per essere con noi il dottor Giulio Molon, direttore dell'unità operativa complessa di cardiologia dell'X Negrar. Buongiorno dottore, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei, buongiorno a lei. Allora dottore, una nuova frontiera, così l'ho definita, per la cura, per il trattamento della fibrillazione atriale, che prende in considerazione le radiazioni che vengono solitamente utilizzate per il trattamento dei tumori. Ma andiamo con ordine, si parla appunto di cuore, si parla di una patologia del ritmo cardiaco, per l'appunto la fibrillazione, che può essere atriale o ventricolare. Esattamente in che cosa consiste, dottore? La fibrillazione atriale e la fibrillazione ventricolare sono appunto ritmi molto veloci, caotici, talmente veloci e caotici che non permettono una contrazione adeguata, quindi la funzione meccanica del cuore viene a mancare. Ovviamente quando si parla di fibrillazione ventricolare parliamo di una aritmia che mette a rischio la vita del paziente, il paziente di morire. Sulla fibrillazione atriale invece le conseguenze, pur essendo conseguenze ovviamente importanti, però non sono così immediate e così gravi nell'immediato. Sulla fibrillazione atriale c'è spazio per intervenire in maniera più adeguata e meno istantanea, meno repentina. Ecco, quali sono i soggetti più a rischio e le cause della fibrillazione? Allora direi intanto concentriamoci sulla fibrillazione atriale. La fibrillazione atriale riconosce come cause potenziali qualsiasi tipo di patologia cardiaca, quindi dalla cardiopatia ipertensiva delle persone che hanno l'ipertensione arteriosa, appunto metà almeno delle persone con fibrillazione atriale hanno nella loro storia l'ipertensione arteriosa, ma anche vizi valvolari, malattie delle valvole, oppure perché c'è un problema nel collegamento con il dottor Molon, vedo che si sta scollegando e vediamo, eccolo qua, è ritornato, prego dottore. Dicevo che come causa possiamo riconoscere tutte le malattie cardiache in generale. La più frequente è sicuramente l'ipertensione arteriosa e la cardiopatia ipertensiva, presenti in almeno la metà delle persone che hanno la fibrillazione atriale, ma anche altre cardiopatie, il pregresso infarto, lo scompenso di cuore. Tutte le cardiopatie possono essere alla base e c'è una quota di pazienti in cui anche abbiamo cuori apparentemente normali, senza grandi alterazioni morfologiche o funzionali, che possono comunque andare incontro alla fibrillazione atriale. I sintomi, o per meglio dire probabilmente i campanelli d'allarme? Tra i più tipici ovviamente il cardiopalmo, il batticuore, la sensazione di tachicardia, di cuore che batte in maniera strana, un po' come dire all'impazzata. Questo è sicuramente il sintomo più tipico, però ci sono anche altri sintomi un po' meno specifici, forse come la mancanza di respiro, la difficoltà di respirazione, piuttosto che la difficoltà nell'affrontare sforzi fisici, si fa più fatica a fare attività fisica. E poi comunque è importante ricordare che moltissime persone con la fibrillazione atriale non hanno sintomi specifici, non si accorgono di questo problema, magari poi per altre situazioni che possono intervenire. Una tra queste per esempio è l'ictus. Molte persone fanno un ictus e scopriamo poi che hanno avuto la fibrillazione atriale, che è una delle cause appunto anche. Ecco,
a parte questi casi estremi in cui poi viene diagnosticata la fibrillazione, come viene solitamente diagnosticata e quali sono però poi, lei ci ha parlato di casi di ictus, poi capiremo se appunto c'è questo collegamento, ma quali possono essere i rischi che comporta la fibrillazione? Purtroppo persiste il problema con il collegamento. Allora vediamo magari di scollegare, così il dottore prova a ricollegarsi e vediamo se riusciamo ad avere un collegamento un po' più stabile per capire appunto quelli che sono naturalmente in questa premessa doverosa sulla fibrillazione atriale e poi quelle che sono poi le modalità di intervento e questa novità che proprio l'IRCS Sacro Cuore di Negrar sta portando avanti con i primi pazienti, ed è quello dell'intervento tramite la radioterapia che solitamente viene impiegata per il trattamento dei tumori. Andiamo avanti allora intanto con il nostro telegiornale. Le novità relative allo stabilimento Electrolux con la direzione dello stabilimento di Susegana che ha comunicato ai lavoratori la previsione di interrompere per 2 intere giornate la produzione il 21 e 28 aprile prossimi a causa della necessità di rimodulare i volumi produttivi sulla flessione di domanda registrata. Lo comunicano le RSU, sottolineando come invece fino allo scorso aprile nel 2023 la fabbrica abbia chiesto prestazioni di lavoro straordinarie. Per tutti gli addetti sono perciò state calendarizzate 2 giornate di cassa integrazione. Una notizia che arriva proprio ieri, giorno nel quale i sindaci del Coneglianese hanno espresso soddisfazione per il recente maxi investimento da 110 milioni proprio nello stabilimento trevigiano di Susegana. Quello che sta facendo Electrolux per noi è la conferma che questa è l'Inox Valley ancora. Non sarà più l'Inox Valley dei grandi volumi produttivi, ma è sicuramente l'Inox Valley delle grandi capacità tecnologiche portate sul prodotto e sul processo produttivo. A pochi giorni dall'incontro avuto con gli emissari della multinazionale svedese, i sindaci di Susegana, Conegliano e Santa Lucia si sono seduti a un unico tavolo per incontrare la stampa e sottolineare come la decisione di Electrolux di investire 110 milioni di euro nello stabilimento trevigiano costituisca un segnale positivo per l'intero territorio in termini di occupazione e di indotto. La soddisfazione è di non ragionare più a una cosa che sembrava decotta, che procurava i cortei sulla Pontebana di tutte le parti civili di questo territorio a difesa di uno dei pilastri dell'economia della sinistra Piave, e adesso ragionare invece attorno alla prospettiva che un grande gruppo internazionale di levatura mondiale abbia scelto lo stabilimento di Susegana come il suo fiore all'occhiello per la trasformazione tecnologica, cioè implementare la parte produttiva più moderna. Susegana, stabilimento da 250.000 metri quadrati di superficie, diventa centro strategico per Electrolux e al di là delle rivendicazioni e delle cautele di sindacati e lavoratori, agli amministratori spetta il compito di avviare una nuova stagione di dialogo che consenta all'intero comprensorio di beneficiare di questa consolidata presenza. Altro fronte è quello viario e in questo senso tornano d'attualità 2 discusse opere anche alla luce del completamento della pedemontana. Conegliano ha aggiornato il progetto della tangenziale sud. È un progetto di oltre 4 km per circa 75 milioni di euro. Adesso lo porteremo all'attenzione sia ministeriale che regionale perché riteniamo che la tangenziale sud si deve fare assolutamente. Abbiamo assoluta necessità che la viabilità sia all'altezza delle nostre esigenze. Noi abbiamo un tema molto importante sicuramente a Santa Lucia con la famosa opera del casello autostradale. Oggi pensiamo che l'ultimazione della pedemontana ci possa far ripartire questo concetto. 2023, anno delle donne per il bellunese. Fioccano le prime volte delle leadership femminili. A Belluno ci sono per noi Fabio Fioravanti e Stefano Bozzi con la prima presidente donna di Coldiretti. Buongiorno Fabio, buongiorno alla tua ospite, buongiorno alla presidente, complimenti. Buongiorno, grazie per la linea. Ospite con noi quest'oggi la prima presidente donna di un'importante associazione qui nel Bellunese per quanto riguarda l'agricoltura, che è Coldiretti. Che effetto fa?
È un effetto di sorpresa, ma anche sono molto felice di questa opportunità che mi viene data da Coldiretti di occuparmi ancora una volta di agricoltura e di farlo nel mio territorio di appartenenza, che è il bellunese. Ricordando che lei è anche responsabile nazionale delle donne di Coldiretti. Responsabile nazionale e regionale delle donne di Coldiretti ormai da 5 anni, quindi è un ruolo che mi appartiene, ma sono sempre stata all'interno di Coldiretti da quando ho aperto l'azienda agricola e di conseguenza sono felice che oggi mi venga chiesto di fare la presidente a Belluno. Senta, dopo la prima presidente donna del Senato, la prima presidente donna del Consiglio dei Ministri qua a Belluno, fra l'altro la segretaria o il segretario per quanto riguarda la CGIL, per le donne nel lavoro qualcosa sta cambiando? Sta cambiando negli ultimi anni sicuramente, e anche in agricoltura, che è un settore in cui le donne comunque sono molto presenti, quindi è ovvio che anche nel bellunese ci si renda conto che bisogna dare spazio anche a queste figure. Parlando di questo settore, fare l'agricoltore da uomo o da donna cambia? Non cambia, perché fondamentalmente c'è un legame con il territorio, c'è una passione dietro il nostro lavoro, quindi può essere che magari le donne siano più portate per determinate attività anche nel settore agricolo, ma non ci ferma niente, né possiamo essere allevatrici, coltivatrici, non abbiamo paura anche se siamo donne. Parlando di agricoltura in montagna, visto che siamo nelle terre alte, dove puntare per avere redditività e quindi convincere la gente, magari anche i giovani, a rimanere in questo settore? Io sono convinta da sempre che nel nostro territorio, che è principalmente montano, è importante legare agricoltura e turismo. Diversificare le attività all'interno di un'azienda agricola permette a questa di rimanere sul territorio, di mantenersi e di poter affrontare anche dei momenti di difficoltà che possono accadere per diversi motivi. Prima di lasciarci, invece, quali sono i problemi e le sfide che lei deve affrontare, dovrà affrontare da Presidente per aiutare il suo settore? Il mio settore ha bisogno sicuramente di essere valorizzato, di essere sostenuto anche dalla politica. Dobbiamo cercare di essere presenti anche per quanto riguarda gli eventi che stanno arrivando, come penso alle Olimpiadi di Cortina Milano 2026. Anche l'agricoltura dovrà avere un'importanza e una risonanza davvero notevole. Non possiamo rimanere alla finestra, quindi ci dobbiamo preparare anche a questo. Il primo problema da risolvere? I problemi sono tanti, sicuramente dobbiamo pensare bene alla siccità, ma dobbiamo anche pensare a tutto quello che è il settore dell'allevamento, al settore del latte, che da sempre è trainante nella nostra provincia, e anche alla convivenza con la fauna selvatica. E con questo è tutto, grazie per la linea, a voi in studio. Grazie a Fabio e grazie alla neopresidente. Forse riusciamo a collegarci con Longarone, con il nostro Lucio Zanato insieme a Nicoletta Rizzetto, perché è arrivato il ministro Musumeci per l'inaugurazione della fiera. Ecco, vediamo Lucio che rincorre il ministro, che sta visitando i padiglioni della fiera della caccia e pesca, che appunto è stata inaugurata proprio questa mattina, ma il ministro poi ha fatto un giro, una visita nei luoghi del Vajont, del disastro della Liga del Vajont, con la deposizione anche di una corona. Vediamo, eccola, vedo Lucio che sta cercando di avvicinare il ministro, impegnato naturalmente nella visita istituzionale dei padiglioni. Probabilmente ci sarà un successivo momento per la stampa. Lucio, mi senti? Eccolo. Sì, eccoci. Ministro, intanto buongiorno, benvenuto in Veneto, benvenuto qui a Longarone. Grazie. Lei è stato in visita soprattutto inizialmente al Vajont, qual è stata la sua sensazione, toccando con mano quel dolore? Ho pianto. Andiamo avanti perché stanno aspettando i cacciatori. Qualunque altra persona con un minimo di sensibilità, vedere quelle migliaia di sepolture, leggere l'età, ragazzi, giovani, bambini, è veramente una sconfitta ogni volta. Da quella tragedia abbiamo tratto utili lezioni per mettere su un sistema nazionale di protezione civile. Allora non c'era, nel 63, è nato nell'80, 81 e oggi abbiamo un sistema davvero complesso, articolato ma anche efficiente. Ecco,
Appunto, proprio per questo, la protezione civile che ha visto in Veneto, perché so che ha incontrato anche i nostri volontari di protezione civile, che sensazione ha avuto trovando questi nostri angeli e soldati della pace? Il Veneto è una delle regioni meglio accreditate in materia di protezione civile, ha un assessore Bottacin particolarmente appassionato e competente. Io ogni mese incontro tutti gli assessori alla protezione civile delle regioni, proprio perché intendo avviare con le strutture periferiche un dialogo di ascolto. Abbiamo tanto da apprendere dai territori, c'è ancora tanto lavoro da fare anche in tema di protezione, di prevenzione strutturale, e però oggi è stata una giornata particolarmente positiva. Le volevo chiedere anche un'altra cosa, siamo in un altro territorio dove ad esempio c'è un tema di siccità, voi come protezione civile so che avete studiato un piano, a che punto siamo con questo piano sulla siccità non solo nel Veneto ma in tutta Italia? Il piano lo elaborerà la cabina di regia che abbiamo istituito nella penultima seduta di governo, cabina di regia e gestione commissariale. Serve individuare le priorità, serve individuare le risorse e serve individuare il sistema per accelerare le procedure. Si è perso troppo tempo nel passato, è mancata una seria programmazione, bisogna rivedere le strutture di distribuzione nei piccoli e nei grandi comuni, bisogna promuovere un nuovo approccio culturale con l'uso dell'acqua. Io credo che quest'anno riusciamo a superare l'emergenza, e però dobbiamo guardare avanti con maggiore consapevolezza, perché ormai l'incubo siccità incombe su ciascuno di noi. Grazie Ministro, a voi. Ecco, avete sentito il Ministro, avete sentito anche il piano sulla siccità, adesso prosegue qui la visita al Longarone Fiere, più tardi magari c'è la possibilità, ci ricollegheremo per sentire anche i nostri assessori e in particolare l'assessore Corazzari, però intanto a te la linea. Grazie davvero Lucio per essere riuscito ad avvicinare durante questa visita tra i padiglioni il ministro Musumeci. Grazie a Lucio Zanato e grazie a Nicoletta Rizzetto, e noi nel frattempo siamo riusciti a recuperare il collegamento con il dottor Molon, che vedo adesso sembra un collegamento stabile, quindi vediamo di concludere il nostro ragionamento. Dottore, io le avevo chiesto come viene diagnosticata la fibrillazione e quali possono essere i rischi. Sì, torno allora non mi ricordo dove eravamo arrivati, comunque la diagnosi si fa con l'elettrocardiogramma, bisogna dimostrare elettrocardiograficamente che si tratta di quell'aritmia. Una volta diagnosticata ovviamente vanno calcolati i rischi, ci sono anche dei punteggi, dei modi abbastanza così standardizzati per riconoscere qual è il rischio di quella persona specifica che abbiamo di fronte, però ovviamente vanno messi in sicurezza appunto il problema del rischio dell'ictus, che è un rischio reale in questi pazienti, e poi c'è il problema della fibrillazione atriale, che dobbiamo fare in modo non torni più, tenerla lontana e quindi prevenire la fibrillazione atriale, in modo da prevenire poi quelli che sono nel tempo i problemi che può creare, che sono essenzialmente problemi di scompenso di cuore, perché il cuore generalmente tende a ridurre la sua capacità funzionale nel tempo con questa aritmia. Veniamo adesso proprio al tema specifico di questo spazio, per capire innanzitutto come si cura la fibrillazione atriale, e poi veniamo alla nuova frontiera che avete proprio raggiunto voi. Sì, certo. I pilastri importanti della terapia sono due. Il farmaco, ci sono farmaci antiaritmici, quindi farmaci specifici che fanno passare l'aritmia una volta che si è instaurata, e poi fanno in modo anche che non torni, una volta che abbiamo instaurato il ritmo normale del cuore, il ritmo sinusale, fanno in modo che non si ripresenti la fibrillazione atriale. Hanno sicuramente una certa efficacia, ma più efficace ancora è una terapia invasiva che si chiama ablazione. L'ablazione, ossia entrare dentro il cuore con dei cateteri o dei palloncini per andare a eliminare quelle cellule che sono responsabili dell'inizio e del mantenimento dell'aritmia.
L'ablazione permette quindi dei ottimi risultati poi nel mantenimento del ritmo normale del cuore. La crioablazione invece in cosa consiste, dottore? La crioablazione appunto è un'ablazione in cui noi usiamo come energia il freddo. In genere usiamo un palloncino introdotto dentro il cuore, dentro l'atrio sinistro, e che viene poi gonfiato con protossido di azoto e a contatto con il tessuto del cuore lo porta a temperature che sono dai meno 40 ai meno 60 gradi. Così facendo nella zona di contatto si crea una lesione che esita in una cicatrice e permette poi di prevenire appunto la fibrillazione atriale. Adesso c'è questa novità introdotta dalla radioterapia. In cosa consiste? Visto che io inizialmente, probabilmente anche in modo poco corretto, ho detto è la stessa radioterapia utilizzata per il trattamento dei tumori, e le chiedo anche quali sono i vantaggi rispetto alle altre due terapie di cui lei ci ha parlato. No, lei non ha sbagliato, è proprio la stessa radioterapia. L'idea quindi è di utilizzare una terapia finora appunto utilizzata per la cura dei tumori per andare a colpire quel gruppetto di cellule di cui abbiamo parlato, che finora abbiamo eliminato con la ablazione in radiofrequenza o con la crioablazione di cui abbiamo appena parlato. Se noi invece utilizziamo la radioterapia vuol dire che indirizziamo questo fascio di raggi attraverso gli acceleratori della radioterapia e andiamo a colpire quel gruppettino di cellule. Il grosso vantaggio ovviamente è che è una procedura rapidissima, non invasiva, richiede pochi minuti, non richiede ricovero, non richiede anestesia. Il paziente dopo pochissimi minuti dall'esecuzione di questa procedura si può alzare tranquillamente e tornare al proprio domicilio. Prima, mentre lei parlava, abbiamo visto scorrere delle foto di un particolare giubbino, sembrava un giubbino, che viene utilizzato per il trattamento invece della fibrillazione ventricolare. In cosa consiste? Eccolo qui, in cosa consiste, dottore? Sì, questa è una tecnologia molto innovativa e interessante. Come vedete, questa specie di gilet che viene appoggiato sul torace è rivestito internamente da più di 250 elettrodi. Ebbene, tutti questi elettrodi vedono il cuore al centro e sono in grado di individuare da dove parte l'impulso elettrico e come si propaga. Se noi riusciamo quindi a individuare, basta anche un battito, da dove inizia l'aritmia, siamo poi in grado di andare ad applicare l'energia, l'ablazione appunto, per eliminare quella piccola porzione di cuore, quel piccolo gruppetto di cellule responsabili dell'aritmia. Questa è una tecnologia che per il momento utilizziamo sì con la radioablazione, quindi per eliminare aritmie con l'ablazione e la radioterapia, ma per il momento la utilizziamo per le aritmie ventricolari. Dottore, grazie davvero per averci guidati in questo mondo che... No, l'ultima domanda, quanto è diffusa la fibrillazione atriale e poi eventualmente anche ventricolare? Cioè, quanto è diffusa questa patologia? Sì, la fibrillazione atriale è sicuramente l'aritmia più diffusa tra quelle che siamo chiamati a trattare. Credo che se noi prendiamo nella fascia di età sopra gli 80 anni arriviamo al 10% tranquillamente di presenza, e se prendiamo la popolazione italiana poco meno di 1 milione di persone è interessato da questa aritmia. Sulla fibrillazione ventricolare anche, però quella insomma per fortuna un po' meno, ed è comunque un problema di salute molto importante che richiede interventi rapidissimi per evitare, come dicevamo all'inizio, la morte del paziente. Dottore, grazie davvero, è stato un collegamento sofferto, ma alla fine siamo riusciti a chiudere il cerchio del ragionamento e abbiamo capito anche insomma quelli che sono i nuovi traguardi per quanto riguarda il trattamento della fibrillazione atriale. Grazie davvero al dottor Giulio Molon, direttore dell'unità operativa complessa della cardiologia dell'IRCCS Negrar. Grazie davvero dottore, buon sabato, buona giornata, buon lavoro, grazie.
E questa insomma è una nuova pagina per quanto riguarda questa patologia, avete sentito la diffusione che c'è. Volevo chiedere dalla regia se c'è di nuovo Lucio in collegamento da Longarone, abbiamo visto prima il ministro, mi sembra di capire di no, e allora andiamo con l'emergenza cinghiale sui Colli Iberici, sono già 1500 gli esemplari, l'SOS arriva dal vice sindaco di Arcugnano. SOS cinghiali sui Colli Iberici, un allarme che arriva dagli agricoltori e dagli amministratori del territorio che fanno i conti con i danni provocati dalle continue razzie degli animali selvatici. È un grandissimo problema quello dei cinghiali sui Colli Iberici, con una popolazione che sta crescendo in maniera esponenziale, siamo sull'ordine di più di 1500 capi censiti. Non solo il proliferare dei cinghiali mette in difficoltà le colture, ma c'è preoccupazione per l'impatto che hanno sull'ecosistema e relativo ai rischi idrogeologici. Grandi criticità le stanno proprio sollevando tutti quei movimenti di terra che i cinghiali per cercare cibo fanno sui prati, nei boschi, e lì si innescano frane e una criticità idrogeologica che emerge quotidianamente, vorrei dire. Conseguenze pesanti sulle coltivazioni devastate, lamentano gli agricoltori, e il rischio è quello dell'abbandono del territorio, soprattutto in zona collinare. Un problema che al momento viene arginato con diversi metodi di cattura. Con la Polizia Provinciale, soprattutto con la Regione del Veneto, è stato messo in piedi un piano di eradicazione che permette a chi è autorizzato di cacciare il cinghiale, di comunque contenere la presenza. Abbiamo provato con le altane, stiamo lavorando con recinti di cattura che sembra diano dei buoni risultati. Adesso ci fermiamo, c'è il meteo, poi la pubblicità, vedremo se riusciremo a tornare a Longarone da Lucio Zanato e poi ci sarà spazio per il confronto politico, tutto questo dopo il meteo e la pubblicità, tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Una perturbazione posizionata sul centro Italia influenza parzialmente anche il nostro territorio. Vediamo allora il dettaglio di sabato 15 aprile. Sul Veneto inizialmente tanto sole, ma con tendenza ad aumento della nuvolosità nel pomeriggio, quando sui monti non mancheranno dei rovesci, in locale sconfinamento anche alle pianure limitrofe. Venti moderati in pianura da nord, temperature stazionarie, minime tra 2 e 7 gradi, massime tra i 13 e i 17 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo degli spazi soleggiati al mattino, poi cielo più nuvoloso con precipitazioni in montagna e anche sulle aree circostanti. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove in cielo si alterneranno tratti soleggiati e annuvolamenti. Sui settori più settentrionali saranno possibili anche delle piogge. Temperature minime intorno ai 3-4 gradi, massime sui 17-20 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Rieccoci in diretta, vado subito da Lucio Zanato che è insieme al presidente della provincia di Belluno. Buongiorno Lucio, ribuongiorno o meglio, buongiorno Padrin. Buongiorno a te, buongiorno Presidente. Allora, passaggio del Ministro Musumeci, protezione civile, però anche attenzione alla natura. Durante il vostro intervento avete detto qui in provincia, soprattutto nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, riuscite a controllare il lupo. Importante questa notizia oggi. Non è semplice, devo dire che è un percorso difficile che noi stiamo cercando di fare anche insieme al mondo agricolo, perché è stato quello più colpito e anche dagli allevatori, per cercare di trovare una modalità di convivenza che non
possa creare problemi che ha creato sicuramente in passato. Recentemente non abbiamo notizie, però è chiaro che la cosa va monitorata e attenzionata veramente molto. Ecco, altra notizia importante è che voi adesso tramite la Regione aprite alle assunzioni di polizia provinciale e avete cercato, oggi ho visto lo scouting ai giovani dell'agrario di Feltre. Sì, abbiamo voluto coinvolgere i giovani proprio in questa fiera per far cercare di capire loro che c'è questa nuova opportunità lavorativa. La nostra squadra di polizia provinciale verrà implementata di almeno 6-7 unità entro un paio d'anni e quindi c'è bisogno di giovani che si possano avvicinare a questo lavoro, che è comunque un lavoro di sentinella del territorio, secondo me anche affascinante e suggestivo. Ultima battuta, il bellunese quindi non è più lasciato solo, torna ad essere un punto di riferimento. Lei spera che con la riforma Calderoli si torni all'elezione diretta? L'ho sempre detto, sì, ma noi non ci sentiamo soli, devo dire la sincera verità. Noi siamo convinti che abbiamo qualcosa di unico e straordinario che dobbiamo difendere, ma dobbiamo valorizzare insieme agli altri. La riforma Calderoli la stiamo tutti auspicando perché hanno come obiettivo ridare dignità alle province. Le province sono un ente indispensabile e fondamentale per territori come questo e il ritorno all'elettività rientra in questo contesto. Io sono decisamente favorevole a questa riforma. Grazie Presidente, ho lasciato quest'ultima interrogativo proprio perché magari tu possa svilupparlo nel corso del tuo dibattito. A te Francesca. Questa è telepatia, Lucio, grazie mille, grazie a te, grazie al Presidente Padrini, perché proprio sarà il tema dell'autonomia, il primo che affronteremo con i miei ospiti per il dibattito politico. Buongiorno a Luigi Susin di Fratelli d'Italia, buongiorno a Luigi Calesso di Coalizione Civica per Treviso, che sono qui con me, buongiorno. E buongiorno a Lucia Tundo di Unione Popolare in collegamento, grazie Lucia Tundo, ben trovata. Allora, subito, se la regia mi supporta, le dichiarazioni rilasciate ieri dal ministro Calderoli, ieri, lo ricordiamo, 2000 giorni dal referendum sull'autonomia. Sentiamo le sue parole e poi le commentiamo. Martedì abbiamo insediato formalmente la cabina di regia, anche se dal 9 di febbraio sta già lavorando, quella che andrà a definire i livelli essenziali delle prestazioni, i costi e i fabbisogni standard. Quindi quel doppio binario sta correndo. I 61 saggi attendono la registrazione della Corte dei Conti rispetto al DPCM di loro nomina. Noi stiamo raccogliendo tutto il materiale in modo che abbiano i contenuti su cui lavorare. Ritengo che da fine di aprile possano partire. I saggi dovranno dirci quali materie sono riferibili ai LEP o meno, perché quelle di cui c'è la necessità della definizione dei LEP devono avere la definizione per poter essere trasferite. Quelle che non hanno un riferimento ai LEP dal giorno dopo l'approvazione della legge potranno essere trasferite. Ritengo che per la fine dell'anno potremo avere l'approvazione della legge d'attuazione e una buona parte dei livelli essenziali per quelli di cui ci sarà bisogno e quindi inizio 2024 si inizia a fare sul serio con le intese e il trasferimento delle funzioni. Se riesco mi sono prefissato di fare un passaggio in tutte le regioni italiane, perché tutte le volte che può essere spiegato il contenuto di questa proposta, proprio mercoledì questa settimana ho incontrato Confagricoltura, 15 giorni fa Confartigianato, anche i loro rappresentanti al sud, quando gli si fa capire i contenuti, la vedono in termini di prospettiva e di potenzialità e non in termini di un pericolo, però bisogna spiegarla. Io partirei proprio da qui, Luigi Calesso, con questo tour che il ministro avrebbe annunciato in tutta Italia e naturalmente soprattutto nelle regioni del sud che sono più scettiche e molto più critiche sull'autonomia, con il ministro che poi ha fatto una sorta di cronoprogramma e poi dal 2024 i primi trasferimenti di competenze di materie. Io registro come prima cosa che tra i 61 saggi di cui parlava poco fa il ministro Calderoli, salvo modifiche che siano intervenute rispetto alle prime nomine, non c'è un solo trevigiano. Cioè la Lega trevigiana non è riuscita a fare in modo che una delle province trainanti sul percorso dell'autonomia abbia un solo saggio tra i 61. Ce ne sono del resto del Veneto, ce ne sono del resto del nord, non ce n'è uno solo della provincia di Treviso. Mi interrogo quindi negli equilibri della Lega quanto pesi o non pesi la Lega trevigiana. In secondo luogo il mio problema principale è quello dell'autonomia dei comuni
è quello delle potenzialità politiche e amministrative che i comuni potrebbero esprimere e non possono esprimere a causa delle leggi nazionali e molte volte delle leggi regionali che li costringono a subire decisioni di altri livelli. Pensiamo agli alloggi popolari, pensiamo alla sanità. I comuni non sono in grado, ma anche i parchi, non sono in grado di governare la sanità locale, la sanità territoriale, di governare pienamente le assegnazioni, le realizzazioni, le ristrutturazioni degli alloggi popolari negli ultimi tempi anche i parchi regionali, perché tutto è stato centralizzato soprattutto da questa giunta regionale a Venezia, mentre i sindaci, i consigli comunali sono quelli che sono maggiormente in grado di raccogliere le esigenze, i problemi dei cittadini e dovrebbero avere maggiori poteri rispetto alla regione. Noi siamo per il municipalismo prima ancora che per l'autonomia regionale, perché sostituire il centralismo nazionale con 20 centralismi regionali non serve. Abbiamo già visto come 21 sanità diverse in tutta Italia non siano state utili per contrastare il Covid, tanto che l'operazione più efficiente è stata quella di gestione della somministrazione dei vaccini, che è stata impostata a livello nazionale e in cui le regioni hanno fatto solo da esecutrici. Lucia Tundo, come legge le parole del ministro Calderoli? Come sempre, cioè nel senso che loro hanno sempre puntato su questa cosa dell'autonomia differenziata, perché doveva essere un modo evidentemente per staccare le regioni le une dalle altre, però senza dare effettivamente un criterio anche omogeneo, perché comunque differenziata vuol dire che ognuno va per conto suo e questo non funziona assolutamente. Si perde per strada tutto quello che è un disegno di italiano, veramente. Adesso io passerò per sovranista per questo, però non ci sarà più la solidarietà, non ci sarà più il modo di tenersi tutti insieme, di avere anche delle omogeneità pratiche, nel senso che penso a ragazzi che per questioni di famiglia devono cambiare scuola. Non dimentichiamo che la scuola è parte dei punti richiesti di cui si richiede l'autonomia. Famiglie che dovessero cambiare residenza si troverebbero con scuole diverse, per esempio, con sistemi sanitari diversi, l'impossibilità di arrivare ad un concetto unitario di paese. Cioè è un disfacimento, è una frantumazione di questa cosa in mille piccoli egoismi. La Lega ha sempre puntato a questo e loro sono coerenti, ma per noi è la fine dell'Italia questa cosa, come la conosciamo e come l'amiamo anche. Susanna, a lei la conclusione, avendo sentito insomma chi in qualche modo non condivide il percorso intrapreso. Capisco che ci sia del rammarico da parte sua, perché ovviamente da 5 anni a questa parte non sono riusciti a portare a casa nulla, quindi il governo Meloni dopo 100 giorni ha messo in pista subito le attività necessarie per portare avanti l'autonomia e capisco che ovviamente ci sia del dissenso. Devo dire che il ministro Calderoli è una figura che è la maggior figura che può essere quella che può portare a casa un risultato del genere. Il governo, come ho sempre detto anche qua in questi studi, l'unico governo che poteva fare e che può fare la differenza è un governo politico. Oggi abbiamo un governo politico di destra, sicuramente porteremo a casa il risultato. Devo dire però un'altra cosa che non vorrei venisse meno, perché il Veneto, la maggioranza dei veneti ha votato per l'autonomia. C'è stata una grossa votazione a favore dell'autonomia. Adesso la vediamo in un modo, la vediamo in un altro, però la strada maestra è quella di portare a casa l'autonomia. Adesso io dovrei fare un ragionamento diverso, però voglio dire, cerchiamo di lavorare insieme per portare a casa questo risultato senza portare ostruzionismi sempre e comunque a prescindere, perché ripeto, sia destra che sinistra il popolo veneto ha votato per sì all'autonomia, quindi devo dire, noi che siamo i politici che dopo dobbiamo portare a casa il risultato, secondo me dobbiamo guardare il volere del popolo e il popolo dice sì. Calderoli è una persona titolata per portarlo a casa, cerchiamo di portare a casa
al meglio questo risultato per fare la differenza nel nostro Veneto. Questo posso dire io. Insomma, abbiamo capito che è un tema che sicuramente divide. C'è un altro tema a carattere, questo era più regionale, a carattere nazionale, prima di passare invece alle tematiche incentrate sulla realtà di Treviso, che poi insomma la corsa alle amministrative nel pieno, 2 annotazioni, alle 12 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle liste. Per quanto riguarda Treviso, notizie di pochi minuti fa, il Partito Comunista Italiano, che aveva come candidato sindaco Ugo Moro, non è riuscito a raccogliere il numero di firme necessario per la presentazione delle liste e quindi è escluso dalla corsa alle amministrative di Treviso. Queste 2 annotazioni proprio giunte in tempo reale. Per quanto riguarda un'altra tematica a carattere nazionale, riguarda il cosiddetto decreto lavoro. Stanno uscendo insomma delle anticipazioni su quella che è la bozza di questo decreto, nel quale è inserita la riforma del reddito di cittadinanza, che prevedono degli sgravi alle assunzioni, in particolar modo una decontribuzione per chi verrà assunto per lavori stagionali. Quindi delle agevolazioni, in particolar modo un maxi contributo del 60% del costo del lavoro per le imprese che assumeranno tra giugno e dicembre di quest'anno giovani che non studiano e non sono impegnati in nessun percorso di formazione. Lucia Tundo, può essere la giusta manovra, la giusta misura per cercare di dare una mano a quegli imprenditori che faticano, soprattutto nel mondo del turismo, a trovare personale per la stagione estiva? Beh, io oserei dire che la prima risposta così a caldo dipende da quanto li pagano. Perché qui abbiamo saputo più volte delle reali offerte di lavoro, delle reali condizioni. Io ho un'età abbastanza avanzata da ricordare quando i miei amici, i miei compagni di università, eccetera, andavano a farsi la stagione d'estate, venivano ospitati, non avevano spese e riuscivano a pagarsi gli studi con questo. Adesso la cosa sarebbe francamente impossibile. Ci sono situazioni in cui può essere anche la soluzione questa, dipende da cosa significa decontribuzione, dovrei vedere le bozze, sinceramente non le ho ancora viste. Però se decontribuzione significa che sono letteralmente niente contributi, uno sconto sui contributi, significa che questi ragazzi, già che avranno chissà quando e se mai avranno uno straccio di pensione, questi mesi non esisteranno perché non ci sono i contributi. Quindi già non è un bel sistema. Poi è riservato ai giovani? Dipende. È riservato a quali? Dice giovani che non lavorano, non sono impegnati in formazione. Fino a che età arriva questa cosa? Chi ha più anni, chi è più vecchio, cosa potrà mai fare? È stato studiato un modo di reinserimento anche di altre persone. Io quello che ho sentito oggi era proprio tornando a casa di corsa, perché sono anche uscita prima dal lavoro per partecipare a questa cosa. Ho sentito il giornale radio e parlavano appunto fino a 59 anni, ma si è pensato a come reintrodurre al lavoro queste persone? Si è pensato veramente a fare dei programmi formativi? È realistico pensare che queste persone, magari che hanno quasi la mia età, possano vivere con 300 euro al mese? Cioè ci sono delle cose che non capisco, vedrò la bozza del decreto, però mi sembra veramente un condannare alla povertà, all'esclusione, una cosa del genere. Perché comunque non abbiamo altre, sì, forse assumeranno d'estate, forse questa cosa darà una mossa anche ai salari. Io ho sentito parlare di assoluta disponibilità ad accettare il lavoro, bisogna pensare alle condizioni. Un disoccupato di Vittorio Veneto che viene assunto a Jesolo, come ci arriva con 300 euro al mese di contributo? Una persona, cioè, non riesco a capire cosa significa disponibilità assoluta, non riesco a capire cosa significa decontribuzione. Queste cose vanno viste, vanno analizzate a fondo. Susina, poi Calesso. Io credo che da imprenditore, da come non l'ho visto neanch'io, ma da come mi sembra di aver capito, il 60% di decontribuzione probabilmente verrà inserito dallo Stato in qualche modo, in modo che il lavoratore comunque abbia il 100% dei contributi. Questo mi sembra una cosa semplice e logica. Devo dire che oggi come oggi questi sistemi secondo me servono, aiutano, però
io che comunque faccio una pubblicità dove da 6 mesi ho un banner grosso così, che cerco collaboratori e non mi ha chiamato una persona, delle volte questo mi fa pensare. Oggi come oggi va incentivato, è vero, i salari devono probabilmente essere innalzati, ma non è che lo deve fare lo Stato, ci sono comunque i contratti nazionali che prevedono determinati salari, l'imprenditore non si sottrae a dare quello che è necessario e dovuto al lavoratore, perché comunque si attiene a quei contratti nazionali che ci sono. Probabilmente bisogna andare a lavorare su quei contratti per fare in modo che un lavoratore giustamente abbia uno stipendio dignitoso che lo faccia vivere in maniera adeguata. Questo bisogna fare. Credo che su questo possiamo lavorarci insieme tutti quanti. Perché? Perché comunque se il lavoratore ha un compenso più alto rispetto a quello che ha oggi, nel mercato si immette del denaro, perché il lavoratore spende, compra, fa un mutuo, compra la macchina e il volano dell'economia si mette in moto. Calesso. Sì, per quello che ne sappiamo fino a questo momento la misura mi pare interessante ma assolutamente parziale, anche perché riguarderebbe, da quello che si è capito, un ambito del mondo del lavoro, cioè quello dei lavoratori stagionali. Ma noi abbiamo un problema, soprattutto per i ragazzi giovani e in alcune fasce di età invece particolarmente avanzate, che non sono ancora riusciti ad arrivare alla pensione, di precariato, di salari insufficienti, di una condizione di lavoro che non è nel suo complesso dignitosa, e noi abbiamo bisogno principalmente di incidere su quello, altrimenti è inutile che poi ci chiediamo perché i ragazzi non se ne vanno da casa, perché non si formano nuove famiglie, perché è diminuita la natalità. Finché il lavoro è precario, intermittente, sottopagato, è chiaro che non si creano le condizioni perché i ragazzi diventino autonomi e indipendenti, e tantomeno perché possano formare una famiglia. Questo è il vero dramma. Ci stiamo avvicinando alla situazione di quelle altre società occidentali in cui ci sono i lavoratori poveri, cioè le persone che pur lavorando non hanno un reddito sufficiente per soddisfare le proprie esigenze minimali e tantomeno quelle di una famiglia. E questo è il problema che va affrontato, certo con la collaborazione di tutti, dei sindacati, degli imprenditori, certo, di tutte le parti politiche, ma è questo il problema di cui dobbiamo farci carico a livello politico, di cui deve farsi carico il Parlamento e il Governo. Quello dei lavoratori stagionali può essere un aspetto interessante, vedremo se è effettivamente positivo, ma è solo un piccolo pezzetto del problema. Beh, è un inizio. Diciamo che potrebbe essere un inizio che da là si va avanti. Devo dire che comunque fa la differenza il sindacato oggi, i contratti nazionali che ci sono in essere sono da noi imprenditori e dalle associazioni di categorie sono comunque ritenuti inadeguati perché comunque sono bassi. Abbiamo necessità di avere le aziende che pagano meno tasse e i lavoratori che abbiano uno stipendio più alto. Abbiamo la necessità. L'ha detto anche la Corte Costituzionale che certi salari sono bassissimi, che sono inaccettabili. O la Cassazione, scusate, sto dicendo una sciocchezza. È stato bocciato un contratto recentemente. Non mi ricordo esattamente che contratto, ma è stata una notizia rimbalzata su tutti i giornali che sia stato dichiarato assolutamente inaccettabile. Io non l'ho sentito questa notizia, però se mi dà qualche notizia in più mi fa piacere, perché la porto magari anche nei tavoli, non è un problema, però devo dire, se ci sono dei salari che sono insufficienti probabilmente c'è da fare un lavoro con i contratti nazionali, perché da là bisogna partire, non è il governo che si deve prendere carico, ossia se lo deve prendere carico fino a un certo punto, perché ci sono comunque i contratti nazionali che sono da modificare, questo è un dato di fatto, c'è poco da fare. I sindacati devono fare probabilmente anche un po' di suo lavoro. Adesso. Abbiamo anche la questione della precarietà, del lavoro intermittente, del lavoro a giornata, del lavoro a poche ore al giorno, e anche questi sono problemi da affrontare, perché oltre alla questione del reddito c'è anche la questione di quel minimo di sicurezza del posto di lavoro che consenta a una persona, soprattutto giovane, di programmare un minimo la propria vita. Anche questa è una questione da affrontare, perché in Italia ormai la deregulation nel mondo del lavoro per quanto riguarda le tipologie di contratto è
praticamente assoluta. Si può assumere una persona anche per un'ora alla settimana. Sì, vabbè, così non si creano le condizioni. Ma questo non è un sistema, siamo d'accordo tutti. Ecco, anche questo però va radicalmente modificato. Questo non è un sistema, bisogna prenderlo in considerazione. Io giro, perché comunque come responsabile del Dipartimento Imprese le vedo, ci sono imprese che sono preparate, predisposte e pronte ad assumere e non trovano, come succede a me, poi tra l'altro che ho appena detto, assumere le persone. Quindi devo dire, cioè, bisogna anche fare probabilmente un'attività diversa, perché i centri dell'impiego forse una domanda ce la dobbiamo fare tutti quanti, non stanno lavorando in modo adeguato, può anche essere questo che non funziona, perché come mai ci sono tanti disoccupati, come mai ci sono tante richieste di lavoro, cioè qualcosa non sta funzionando, cosa? Lucia Tundo ha trovato la notizia? Ho trovato una sentenza del Tribunale di Milano che ha rimandato il contratto di lavoro di questa signora, una sentenza cioè l'articolo è del 6 aprile, penso che la sentenza di qualche giorno dopo. Il Tribunale di Milano ha dichiarato la retribuzione di 3,96 euro all'ora, fissata da un regolare contratto collettivo sottoscritto da CGIL, per una donna dipendente di una società di vigilanza. Il giudice ha stabilito che la paga della signora è anticostituzionale per contrarietà all'articolo 36 della Costituzione. Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Questo era un contratto nazionale, il Tribunale ha ritenuto che fosse incostituzionale. Sono d'accordo anch'io, signora. Allora, siamo obiettivi tutti quanti, 3,96 €, come possiamo pensare che sia Però è il contratto nazionale. Appunto, allora come dico io, bisogna andare a lavorare su quello, dobbiamo lavorare sui contratti nazionali in modo che queste situazioni qua non si creano, perché portano via tempo alla magistratura, portano via tempo all'imprenditore, a tutti, quindi bisogna lavorare su questo, però i contratti nazionali non è la politica, che bisogna interpellare anche un po' i sindacati, perché i sindacati probabilmente un po' di colpa ce l'hanno, non è che sono stanno facendo probabilmente un lavoro che non è adeguato. A meno che non passiamo a una legge che prevede il salario minimo per tutti, orario. E allora con un salario minimo orario per tutti, i contratti nazionali saranno costretti a adeguarsi a quel salario minimo. Ma questo la destra in Italia non lo vuole. No, non è che non possiamo dire che la destra non lo vuole, perché allora la sinistra è stata 10 anni al governo. Ma no, insomma è così, con governi non votati e i risultati li abbiamo sul piatto. Oggi ci siamo insediati da 6 mesi, abbiamo fatto tanto, abbiamo fatto poco, ma insomma qualche risultato cominciamo a vederlo. Quello che si vuole trasmettere al cittadino e a chi ci sta guardando probabilmente è una informazione che non è adeguata. Perché? Perché comunque noi stiamo lavorando da 6 mesi, c'è un programma che ci siamo presentati per le politiche, quel programma alla fine di 5 anni lo porteremo a termine e ne sono certo di questo, perché comunque i punti, ma lavoreremo anche su quello, perché sono io a dirgli che comunque 3,96 € non sono adeguati per una persona che lavora. Come facciamo a pensare che con 3,96 € all'ora si possa vivere? Non si può vivere. Però ripeto, noi alla fine di questo mandato avremo completato tutto quanto il nostro programma elettorale e facendo capire agli italiani le differenze che può fare un governo politico che si prende le proprie responsabilità. Lucia Tundo. La Premier, non so mai come chiamarla perché lei è una settimana del Consiglio, il Premier ha detto un mesetto fa che il salario minimo non si farà. Dichiarazione del 16 marzo. Dopo vedremo. Dopo vedremo, dice sottovoce Susini. Io devo fermarmi perché ho la pubblicità e poi arriveremo alle tematiche prettamente collegate alla realtà di Treviso, tematiche che stanno infuocando il dibattito, questa campagna elettorale in vista delle amministrative di maggio. Pubblicità tra pochissimo.
Rieccoci in diretta, mentre qui si continua a discutere del salario minimo. Noi passiamo a tematiche strettamente legate alla realtà di Treviso, che poi quella del salario minimo è comunque una realtà che si estende a tutte le realtà assolutamente. Prima Calesso parlava della denatalità, abbiamo avuto gli ultimi dati Istat che disegnano un paese sempre più anziano, dove nascono sempre meno bambini. Si parla dello spopolamento, anche in questo senso, dei centri storici, ed è uno dei temi che spesso ricorre. Lo si vede anche magari facendo un giro per la città, i negozi chiusi, si parla spesso di affitti troppo alti e sappiamo che poi è un circolo vizioso, si tolgono i negozi, le attività, si toglie naturalmente anche la residenzialità, e quindi è un tema sul quale vanno fatte delle riflessioni. Assolutamente sì, perché anche nella nostra città nel corso del 2022, che è stato un anno sostanzialmente non toccato dall'emergenza Covid, purtroppo i decessi sono stati quasi il doppio delle nascite. Quindi siamo di fronte a un fenomeno demografico che porta inevitabilmente a rendere molto difficile l'aumento di popolazione della città. L'unico contributo significativo all'aumento di popolazione della città è venuto dagli stranieri che si sono trasferiti a Treviso e che hanno portato, sia pure per 150 unità alla fine dell'anno, il bilancio demografico della città complessivo, quello dovuto sia alle nascite e ai decessi e anche all'immigrazione, in positivo. Ma se in un anno la popolazione aumenta di 150 persone, per arrivare a 90.000 ci vogliono decenni. Qui abbiamo bisogno di una politica che scelga in maniera netta e chiara di favorire la formazione delle giovani coppie e la formazione delle famiglie, con incentivazioni che sono di tipo economico, ma che sono anche la fornitura di servizi che permettano alle giovani coppie di diventare appunto genitori. Perché se non ci sono gli asili nido, in città ne abbiamo 2 e non sono sufficienti. Se non ci sono servizi post scuola per le scuole primarie, se non ci sono servizi educativi e ricreativi per i bambini, se non c'è nessun vantaggio rispetto ad altri centri nell'abitare in città, è chiaro che con il costo delle abitazioni che è maggiore, inevitabilmente le giovani coppie in particolare se ne vanno anche da Treviso. Non solo non ci arrivano, ma vanno anche via quando vogliono costruire la loro famiglia, avere la loro abitazione. Questo è un grande obiettivo della coalizione di centrosinistra che sostiene De Nardi, quello di creare le condizioni sia dal punto di vista delle politiche fiscali che dei servizi perché Treviso riprenda a crescere prima di tutto con un aumento della natalità e con l'attrazione di persone dall'esterno e con il blocco di quel fenomeno di giovani che lasciano la città e che sono un depauperamento incredibile perché le giovani generazioni sono quelle più in grado di dare vitalità alla città. Lucia Tundo per Unione Popolare, che ricordiamo sostenere il candidato del Movimento 5 Stelle Mestrinara a queste amministrative, quali possono essere le misure da adottare per evitare questo svuotamento del centro storico di attività e naturalmente poi di residenti? Sì. Beh, io direi che il problema del centro storico è il problema della gentrificazione, cioè costa troppo, c'è poco da fare. Bisogna intervenire su tutto il complesso delle cose, cioè le attività pagano troppo di affitto, le case costano cifre stratosferiche al metro quadro, non è che si può veramente pensare di fare con dei pannicelli, di riuscire a riportare i ragazzi in centro, riuscire a riportare giovani coppie, riuscire a riportare bambini, eccetera. Prima di tutto c'è un gap di 40 anni, sono 40 anni che questa tendenza va avanti, non sarà affatto facile invertirla. Ma poi manca completamente una conciliazione dei tempi di vita e di lavoro con quello dei bambini. Diceva anche Luigi, i servizi post scuola, abbiamo ancora una scuola improntata sulla mezza giornata. Io mi ricordo i salti mortali letteralmente che facevo con i miei bambini 30 anni fa, 25 anni fa, quando hanno cominciato ad andare a scuola. Insomma, non c'è nessuna conciliazione, non ci sono servizi, i trasporti pubblici sono assolutamente insufficienti anche per il discorso mamma e bambino. Bisognerebbe pensare, per esempio, una mamma che prende l'auto con i suoi bambini paga 3 biglietti, paga delle cifre assurde che si sommano a tutte le altre, quindi bisogna ragionare su tutto quello che è l'insieme della vita quotidiana. Dopodiché incentivare la natalità, io punterei
per risolvere il problema penso che sarebbe più logico puntare a incentivare l'immigrazione in città, perché come diceva Gigi Calesso, se ne vanno in tanti, e se ne vanno perché non se lo possono più permettere, perché non se lo possono permettere non solo a livello economico ma anche appunto a livello di servizi. Quindi lavorare per attirare la gente in città, non solo le giovani coppie ma in generale le persone, le attività, per attirarle. In realtà in questo momento abbiamo a disposizione solo la leva economica, non è che possiamo continuare a dire alla gente dovete fare figli, perché uno dice sì, ma i figli mangiano e studiano e si vestono, e quindi la leva economica in questo momento è fondamentale, deve essere pesante, non deve essere una cosa, un intervento, un asilo nido che magari costa un mezzo stipendio, se non di più. Devono essere agevolazioni anche sull'affitto, sui mutui, devono essere appunto trasporti alla portata di tutti. Ci deve essere tutta un'inversione di tendenza. La gentrificazione è difficile da invertire, non è mica una cosa che si fa dall'oggi al domani, ma è su quella che bisogna intervenire. Susi, una città a misura di famiglie, questo quello insomma che viene richiesto. Insomma, Treviso io ho avuto modo di così interfacciarmi con dei giornalisti di New York, mi dicono Treviso è una bomboniera, no? E diceva appunto della natalità, è un problema nazionale e devo dire su questo bisogna ragionarci presto, perché comunque avremo un problema poi su quello che è il pagare le pensioni, perché comunque se il risultato è 1-1 avremo uno Stato che va in forte difficoltà. Per quanto riguarda Treviso io devo dire sì, è vero, ci sono negozi che sono chiusi, probabilmente va incentivato anche in qualche modo, già fatto, perché comunque l'amministrazione Conte aveva già fatto degli incentivi per chi affittava. Secondo me andare a penalizzare non è una soluzione, andrei a fare in modo di così che ne so, chi ha un negozio che è sfitto da tot tempo, magari se lo affitta potrebbe anche essere un'idea quello di dire boh, per tot mesi, per tot anni anche, che ne so, perché tanto gli IMU del centro non è che siano così alti, magari non paghi l'IMU, un incentivo, no? Invece di penalizzare chi ha i negozi chiusi, andare a dare un incentivo in modo che siano più stimolati a offrire questi negozi e metterli comunque a fargli riaccendere le luci. Queste secondo me sono le cose da mettere in campo. Treviso sta facendo tante cose, ha fatto tanto, sicuramente può fare di più. Devo dire che dare la continuità a Conte è comunque una cosa che porta dopo a compimento tanti progetti che sono già in essere e che sono secondo me necessari per proprio la città di Treviso, insomma. Lucia Tundo, a proposito di città di Treviso, di portare le persone, si discute, ma se ne discute ormai da decenni probabilmente, della pedonalizzazione della città, di allargare le aree pedonalizzate, e quindi si aggancia a questo il discorso, qui lei faceva riferimento, legato lei prettamente alle mamme, ma in generale dei mezzi pubblici, quindi del trasporto pubblico, e a questo si aggancia come in una lunga catena il discorso dei parcheggi. Realizzarli in centro, realizzarli fuori mura, c'è tutto il grande progetto del parcheggio in Piazza Vittoria che sappiamo essere contro le idee insomma, del candidato del centro-sinistra Denardi, quindi poi Calesso a lei la parola, ma tutti questi aspetti, pedonalizzazione, parcheggi, mezzi pubblici, come vi trovano per quanto riguarda l'Unione Popolare Movimento 5 Stelle? Pedonalizzazione assolutamente sì, e anche abbandonare certi progetti faraonici e spaventosi come quelli del Parco Vittoria, come è stato a suo tempo il parcheggio quello sotterraneo che si voleva fare lungo le mura. Cioè non è un territorio che sopporta una cosa del genere, e soprattutto la città mi pare che abbia già enormi problemi di aria, di inquinamento, cioè senza voler
portare altre macchine, ma soprattutto portare anni e anni di lavorazioni che sono fortemente inquinanti. Nella zona del Parco Vittorio insistono scuole, insistono attività. Credo che francamente il progetto, tra l'altro per le difficoltà oggettive, perché mi risulta che quella sia comunque una zona di acqua, cioè, tutta Treviso è costruita sull'acqua, sappiamo bene, abbiamo 7 fiumi, insomma. Pedonalizzazione, parcheggi scambiatori, aumento di navette, incremento del trasporto pubblico anche serale e notturno, sì, tutto questo, tutto quello che serve anche per rendere la città più vivibile, perché poi aumentiamo il traffico, e poi cioè nel senso aumentiamo l'afflusso di auto perché offriamo i parcheggi, però poi lo chiudiamo per mesi e mesi durante l'anno perché l'inquinamento è spaventoso. Sì, non so bene auto, come signora. si conciliano le due cose. Non è un problema delle auto. Anche un problema delle auto. No, allora, guardi, se il problema delle auto è irrisorio, nel senso che io ho preso da matto per tanti anni quando dicevo che il problema dell'inquinamento del PM10 era dovuto dalle caldaie. No? E mi hanno dato, apriti il cielo, me ne hanno detto di tutti i colori. Fortuna vuole, tra parentesi ovviamente, che c'è stato il lockdown, si sono fermate le macchine, il PM10 continuava a salire. Perché? Perché è normale, abbiamo in provincia di Treviso 100.000 caldaie obsolete da cambiare, perché inquinano in maniera abnorme. Allora io dico, cioè, dobbiamo tenere in considerazione, certo anche le macchine sono da tenere in considerazione, ma oggi le macchine che abbiamo Euro 6 inquinano praticamente quasi niente. Allora andiamo a lavorare, l'amministrazione Conte lo ha fatto da subito, appena si è insediata. Io ricordo che ha messo subito 200.000 euro a disposizione dei cittadini di Treviso per la sostituzione delle caldaie, e alla fine di questo mandato credo che sia arrivato a 600-700.000 euro. Queste sono secondo me cose che bisogna fare, perché in questo modo qua vincono tutti, è il classico win-win-win, no? Vince l'ambiente perché comunque è meno inquinato, vince il cittadino che comunque riesce a fare l'intervento, e comunque vince anche l'impresa che riesce a lavorare. Questo secondo me è una cosa da tenere in considerazione, perché tutti parlano delle auto, ma in realtà il grosso inquinamento che ci arriva nella provincia di Treviso è dato dalle caldaie. Abbiamo veramente tante caldaie. Io insomma sono un operatore di settore, quindi lo so bene. Anche stamattina ero al mercato, delle persone ci siamo messi a parlare, caldaie di 22, 23, 25 anni, credo che siano caldaie molto obsolete, e qua bisogna andare a lavorare secondo me. Ma certo, che sulla riqualificazione energetica degli edifici c'è tantissimo da fare, non c'è dubbio. Qui sfonda una porta aperta, non solo le caldaie, ma l'isolamento, ma i vetri, ma un milione di interventi si devono fare. La caldaia è un intervento diretto che fa sì che in ambiente non venga immesso PM10. Cioè questa è una cosa immediata, subito, veloce, che va bene per il cittadino, va bene per l'impresa, va bene per l'ambiente. Calesso, abbiamo aggiunto un altro tassello in più, quello dell'inquinamento, in tutto questo ragionamento sul disegnare la città del futuro. Bisogna dire innanzitutto che l'inquinamento atmosferico nelle sue varie componenti mediamente è dovuto per un 60% al riscaldamento degli edifici domestici non industriali o degli uffici, dei negozi, e per un 30% almeno però al traffico veicolare, perché il traffico veicolare incide non solo con le emissioni del tubo di scappamento, ma anche con le polveri che vengono rilasciate dallo sfregamento dei freni, ad esempio, e quindi contribuisce in una maniera comunque significativa. Quindi bisogna intervenire su entrambi gli aspetti. L'amministrazione Conte in questo senso ha stanziato quei fondi di cui parlava Luigi Susin, ma qual è il problema ad esempio? Che quei fondi non sono stati stanziati sulla base di una capacità di reddito, per cui alla fine il rischio è che il contributo lo abbia avuto chi la caldaia poteva cambiarla comunque perché aveva i soldi per farlo, e il contributo non lo abbia avuto perché è arrivato troppo indietro in graduatoria chi
La caldaia invece non era in grado di cambiarla con i soldi propri e per le persone per la quale il contributo era decisivo, perché quando si danno contributi di questo tipo bisognerebbe tener conto anche di questo, cioè del reddito, del fatto che per una persona il contributo sia il motore che le fa decidere di cambiare la caldaia, mentre ci sono altre persone che hanno una disponibilità economica tale che non hanno nessun bisogno di contributi pubblici per cambiare la caldaia. E quindi la questione dell'inquinamento atmosferico è difficile da affrontare perché richiede soluzioni decise, soluzioni chiare, soluzioni nette. La scelta di campo dell'ambiente non è compatibile con tutto e in questo senso l'amministrazione Conte si è distinta per non avere una linea, per non scegliere da che parte stare. E quello che preoccupa noi, che siamo ovviamente stati e siamo ancora avversari politici di Conte, è che per altri 5 anni la città resterà immobilizzata sulle scelte ambientali, come sulle scelte per la cultura, come sulle scelte per l'inclusione sociale. Perché per cambiare una città, per cambiare gli aspetti che non si condividono, non basta l'amministrazione ordinaria, non basta dare un colpo di qua e un colpo di là per non scontentare nessuno. Sono necessarie scelte chiare, è vero, c'è il win-win, ma non sempre è possibile compiere delle scelte che mettano d'accordo tutti. Ci sono dei casi in cui bisogna decidere da che parte stare. Quello della pedonalizzazione è un classico. Sulla pedonalizzazione non saremo mai tutti d'accordo in città. Allora si sceglie, o si sta di qua o si sta di là. Non si può predicare, come ha fatto Conte per 5 anni, io sono a favore della pedonalizzazione, salvo poi l'unico atto che ha fatto è stato ridurla di un pezzetto e adesso riproporsi in campagna elettorale dicendo io sono a favore della pedonalizzazione. Se l'avesse fatta un pezzetto nei 5 anni precedenti potrei credergli, ma siccome in realtà l'area pedonalizzata, o meglio l'area a traffico limitato, lui l'ha solo ridotta, perché dovrei credere che nei prossimi 5 anni farà il contrario di quello che ha fatto finora? Allora, posso sì, tanto per... Allora, quello che dico è questo. Chi cambia le caldaie le cambia perché comunque c'è la necessità. Chi ha un certo reddito le posso garantire perché mi succede. Io oggi non ho clienti che ho cambiato la caldaia, benestanti, che hanno fatto la richiesta, non ne ho. Quelli che l'hanno fatto perché comunque era di un'altra fascia. Quello che invece secondo me è da tenere in considerazione è che probabilmente rivediamo questo importo, forse può essere che possiamo accontentare più persone, l'importo probabilmente potrebbe essere ridotto per fare in modo che ci siano più persone che intervengono sulle caldaie. Questo secondo me. Dopo, per quanto riguarda la penalizzazione, insomma, a Treviso ce ne sarà anche la necessità, però quello che posso dirle è che adesso con l'inserimento sicuramente di Fratelli d'Italia avremo modo di dare una mano a Conte a ragionare anche su queste cose qua in modo più omogeneo. Messaggio subliminale. Lucia Tundo, in tutto questo discorso della vita in città ha una voce importante la cultura, i grandi eventi, le grandi manifestazioni che possono attirare cittadini trevigiani, ma non solo, ma anche il turismo sul quale si punta molto, si punta sempre di più in tutte le nostre città venete. Sì. Mi sembra un'ottima cosa, andrebbe naturalmente un po' regolamentato, non lasciato in pieno Far West come sta succedendo. Cioè, uno dei motivi per cui il centro si spopola è anche la crescita degli alloggi in affitto breve, che non è assolutamente regolamentata in nessun modo. E quindi il turismo sì, ma può portare fuori gente dalla città, può svuotare le città. Questo lo vediamo non solo a Treviso, che ci sta arrivando magari un attimo dopo le altre, ma città come Venezia, come Bologna, cioè, si stanno letteralmente svuotando perché l'affitto breve viene preferito a qualsiasi altra forma di locazione. Interessante il turismo, è una fonte di reddito enorme. Dopodiché grandi mostre, sì, io ho apprezzato moltissimo quelle che sono state fatte a Treviso, devo dire la verità, sono state tutte molto belle. Pensiamo anche a una promozione culturale vera, ci sono agenzie di creazione culturale dal basso che funzionano molto bene e che hanno una difficoltà enorme ad avere dei contributi. Il turismo non può venire solo per Canova, bellissima mostra o per altre, insomma.
per Esker, che ho apprezzato. Il turismo deve venire perché c'è una città viva, perché ci sono eventi, perché c'è una vitalità continua, non può essere solo una grande opera, non possiamo essere un museo a cielo aperto, di affitti brevi e di grandi opere, grandi mostre, scusate, perché le grandi opere sono un altro capitolo. Cioè, bisogna incentivare quella che è la crescita culturale di una comunità in tutti i modi. Partendo anche dalle piccole associazioni, diceva lei. Certo, ce ne sono molte. Calesso, turismo, grandi eventi, si temeva, ed è una notazione che aveva fatto il sindaco uscente Conte, che senza la presenza di un grande nome come quello di Marco Goldin potessero venire meno i grandi eventi. Si è riusciti a fare i grandi eventi, ma sono davvero la risposta, la misura per anche leggere il tutto in chiave turistica e contro lo spopolamento, e torniamo al discorso iniziale. Io penso che in primo luogo l'amministrazione comunale di Conte abbia commesso l'errore di affidare di fatto la gestione della maggior parte dei poli museali a soggetti esterni, soggetti privati che non sono neppure tra di loro né coordinati né coordinabili, perché adesso abbiamo avuto l'appalto per la gestione del Bailo che si è allargato a Santa Caterina, adesso ne abbiamo un altro per la gestione di Ca Robegan. Nessuno di questi soggetti è tenuto a fare rete con gli altri per una gestione unitaria dei musei. Allora, nel nostro comune ci sono oggi le professionalità dirigenziali, di funzionari, di lavoratori che sono in grado di svolgere questo mestiere. Perché viene appaltato tutto all'esterno senza garantire l'unitarietà del sistema dei musei civici e senza neppure fare un tentativo perché ci sia un sistema museale che raggruppa non solo i musei comunali ma anche quelli privati che ci sono in città? È una mancanza di regia, ma prima ancora una mancanza di idea di città, perché questa amministrazione l'idea di cosa vuol fare di questa città non ce l'ha. Per quanto riguarda gli eventi, il numero se la guardiamo dal punto di vista dei biglietti staccati, i livelli delle mostre di Goldin, sia quando le faceva per Fondazione Cassamarca, sia quando le faceva per il Comune, non sono stati minimamente raggiunti con le nuove attività culturali di questa amministrazione, che hanno sicuramente il pregio di aver fatto delle mostre molto interessanti, ma se l'obiettivo è quello dell'attrattività, da questo punto di vista non ci siamo. Noi sappiamo benissimo che Treviso ha un afflusso di persone sostanzialmente solo nel fine settimana, che queste persone sono più visitatori che turisti, cioè persone che non si fermano a dormire a Treviso o se si fermano al massimo una notte. E questo è dovuto al fatto che insieme ai grandi eventi non c'è una capillarizzazione delle iniziative che coinvolga tutta la città, che riguardi tutti i giorni della settimana. Andare in Corso del Popolo o in Calmaggiore alle 10 di mattina di un giorno tra il lunedì e il venerdì è una tristezza, perché non c'è nessuno. Se concentriamo tutti gli eventi, tutte le aperture, tutto durante il fine settimana, la città continuerà a essere deserta dal lunedì al venerdì, e questo non serve ai commercianti, non serve ai residenti, non serve assolutamente a nessuno, ma è necessario avere una visione culturale, una visione progettuale e compiere delle scelte chiare. Se invece ci si limita ad affastellare iniziative una dopo l'altra e poi a dire che bello, nel fine settimana c'erano 50.000 persone a Treviso, ma cosa hanno portato all'economia trevigiana quelle 50.000 persone che hanno fatto un giro in Piazza dei Signori, forse hanno partecipato a un evento e poi se ne sono tornate a casa? Per strutturare una politica turistica sono necessarie competenze, capacità che evidentemente questa amministrazione non ha avuto, e è un altro motivo per cambiarla. Due elementi hanno messo in questo discorso Calesso e Tundo per quanto riguarda appunto il turismo in città. Susi, la conclusione abbiamo... Ma allora diciamo che l'amministrazione Conte secondo me ha lavorato in questa direzione, dopo probabilmente non è stata letta al meglio o in pieno, però devo dire che quello che insomma Fratelli d'Italia ha nella propria testa è quella proprio di fare in modo di avere delle attività ricreative e comunque delle iniziative dove il centro storico, le imprese che ci lavorano e tutte le persone che sono
nel circondario possono beneficiare e portare alla fine a casa un risultato. Io non penso che, ripeto, con tutte le persone che ho modo di parlare, Treviso è un'attrazione che è molto visitata. Di giovedì, mercoledì o durante la settimana ovviamente è meno popolata, perché comunque i trevigiani lavorano, come si dice, il turismo normalmente si concentra nel fine settimana, perché comunque anche quelle persone probabilmente lavorano da altre parti. Devo dire, se c'è da implementare qualcosa, sicuramente con Fratelli d'Italia lo faremo, perché comunque questo è un argomento che teniamo, che sappiamo che è un punto che porta vantaggi alla cittadinanza tutta, e quindi è un argomento che teniamo a cuore e che faremo nostro quando saremo in Consiglio Comunale. Noi abbiamo esaurito il tempo a disposizione. Questa sera nei nostri telegiornali faremo un riassunto, visto che, lo ricordiamo, alle 12 è scaduto il termine per la presentazione delle liste, quindi vi daremo conto di, alla fine, chi saranno i candidati e le liste che correranno per le amministrative del 14-15 maggio. Saluto, ringrazio davvero tantissimo Lucia Tundo di Unione Popolare, grazie per essere stata con noi e per aver fatto le corse per riuscire ad essere puntualissima al nostro collegamento. Grazie davvero a Luigi Susin di Fratelli d'Italia, grazie a Luigi Calesso di Coalizione Civica per Treviso, grazie a tutti e te per essere intervenuti, grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento di giornata, arrivederci.